Andiamo pure. Buongiorno a tutti, sono Dino Cavinato della Fondazione Ghilardi, Onlus di Piazzola su Brenta. Stamane abbiamo il piacere di parlare e di come dire, ascoltare la comunicazione che farà il dottor professor Luca Mercalli, che dalla sua casa di Val di Susa si parlerà della crisi climatica ambientale, conoscerla per curarla. Io, fatta questa premessa, devo anche aggiungere altre cose. Noi veniamo da un anno e mezzo di quasi inattività causa la pandemia. Abbiamo ripreso il 25 di marzo ultimo scorso con l'apertura della mostra 700 anni dalla morte di Dante, una mostra pittorica e scultorea in due sedi, qui in Villa Contarini, Fondazione Ghilardi, e presso il Oratorio San Benigno, ecco, sempre qui in Piazzola su Brenta. La mostra è in questo momento chiusa, ma riaprirà il prossimo 26 aprile, quando presumo anche il Veneto entrerà in fascia gialla. Quindi la mostra riprenderà la sua attività e chiuderà il 3 di ottobre. La settimana scorsa, proprio sabato scorso, abbiamo gestito un altro appuntamento che aveva come titolo l'interazione sociale e linguistica per contrastare la povertà educativa. I psicologi dell'Università di Padova e di Verona hanno messo in relazione la povertà anche economica con la povertà educativa, per la quale c'è anche se non un'assoluta, ma comunque una stretta correlazione fra i due fenomeni. La povertà è anche un po' il segno, potrebbe anche essere diciamo, il colore, ecco, dell'intervento di stamane, se noi non aderiamo diciamo così, non reagiamo a quella crisi climatica e ambientale di cui il dottor Mercalli ci parlerà. Un'altra cosa che devo aggiungere è quella che noi siamo in streaming, perché non possiamo incontrarci, non possiamo fare incontri in presenza, però noi vi parliamo diciamo così, dalla Villa Contarini. Villa Contarini, Fondazione Ghilardi, proprietà della Regione del Veneto, che noi ringraziamo per l'ospitalità. Noi, come tutti sanno, quelli che ci seguono da anni, operiamo come Fondazione Ghilardi in questa sede perché vogliamo che la Villa Contarini viva, abbia così la possibilità di essere frequentata. È un monumento e quindi come monumento deve essere visitato, vissuto. Purtroppo la pandemia non ci consente questo, però noi idealmente, ecco, pensiamo esattamente questo, cioè che la Villa Contarini Fondazione Ghilardi sia sempre, diciamo così, la considerazione base, la premessa, ecco, di tutti i nostri ragionamenti. E voi ci potete seguire come ci state seguendo con Zoom, con la piattaforma Zoom e anche con Facebook. Quello che noi ci diremo e sentiremo sarà poi diciamo anche memorizzato e salvato nel canale YouTube della Fondazione Ghilardi, oltre che ovviamente nel sito della Fondazione Ghilardi. Dottor Luca Mercalli, per noi è la terza volta che ci incontriamo. Mi pare che ci siamo incontrati nel 2016, ho la memoria però, nel 2018 e ora siamo nel 2021. Quindi abbiamo in sostanza ritmato i nostri incontri ogni paio d'anni, insomma. Quindi significa che in questo modo, senza volerlo, senza pensarlo, ma dobbiamo prendere atto, facciamo un po' il punto della situazione ogni 2 anni. Credo che il ciclo sia abbastanza diciamo così, utile questo biennio, ecco, di aggiornamento. Questo è stato un aggiornamento, adesso sono 3 anni perché la pandemia ci ha obbligati ad andare al 2021 e non al 2020, ma già mi prenoto per il 2023, la prenoto già, così ci farà ancora il nuovo punto della situazione. Però credo che in questi ultimi 3 anni siano successi rispetto a quello che ci siamo detti, ci siamo raccontati, lei ci ha spiegato con molta capacità comunicativa e anche conoscitiva. Nel 2018 siano successe tante cose anche positive, devo dire. C'è una inversione, diciamo così, di interesse, ma anche di politiche che vanno verso, diciamo così, il superamento, o perlomeno la cura, ecco, della crisi climatica. Proprio il superamento è una parola grossa.
Credo che le politiche internazionali, gli stessi governi, il nostro piano europeo, la Recovery Fund per l'Italia, ma ovviamente per tutta l'Europa, siano tutti segni, secondo la mia ovviamente opinione, che portano a un segno positivo, non un segno negativo, un segno di speranza perlomeno, un segno di speranza. Quindi io credo che è importante che noi, ecco, ne parliamo stamattina. Ecco, il nostro pubblico stamane immagino siano gli studenti di diversi istituti superiori. In particolare devo ricordare Rolando di Piazzola, che lei conosce, ha avuto modo di conoscere nel 2018 e anche nel 2016, ma anche il Newton di Campo San Piero e altri istituti che abbiamo invitato per questo evento. Quindi ovviamente con noi ci saranno in collegamento con noi anche altri cittadini, persone interessate, curiose, eccetera, motivate di vario tipo, di vario modo, che potranno così con lei, diciamo così, fare un cammino stamane di approfondimento e di conoscenza. Ricordiamo la sua ricchissima, diciamo, biblioteca di libri che lei ha scritto. Peraltro mi dispiace proprio molto che ieri sera non ci siamo potuti in presenza, ecco, vedere e sentire per presentare, credo sia il suo ultimo libro, che ovviamente è Salire in montagna, dove lei ora si trova, mi pare di capire. Ecco, Salire in montagna, un libro che avremmo avuto il piacere, ecco, la ringrazio, di presentare in presenza. Naturalmente questo libro è recuperabile in tutte le librerie, come tutti gli altri suoi libri che ognuno di noi può ovviamente acquisire. Io ricordo sempre che questo lo mostro io, allora anticipo, io devo sempre ricordare la sua rivista, la rivista che invito tutti, insomma, è una rivista Nimbus, è uscito qualche mese fa il numero 84, credo sia l'ultimo, che è quello del secondo semestre del 2020. È una rivista della sua società meteorologica che appunto racconta proprio l'evoluzione meteorologica. La racconta per l'Italia, la racconta, ho visto anche questo numero 84, per la Francia e la Svizzera in lingua francese. Quindi è una rivista anche internazionale, se uno volesse fare un esercizio di lingua francese, questa rivista potrebbe essere utile anche con lo scopo, non solo a quello naturalmente. Però è una rivista che ciascuno può acquistare, ma non in edicola, ma con l'abbonamento diretto, che noi come fondazione potremmo anche divulgare come indirizzo, che comunque è quello della Società Meteorologica Italiana, che magari lei potrà anche ovviamente citare con gli estremi. È una rivista molto importante, molto interessante, è fatta da esperti, ma non è per soli esperti, è per la divulgazione di queste conoscenze che riguardano, ecco, il clima. Niente, che altro dire, dottor Mercalli? E noi siamo qua che dipendiamo dalle sue labbra, diciamo così. E quindi vorremmo essere, come dire, rasserenati, ma anche nello stesso tempo aggiornati in questo tagliando, in questo terzo tagliando che noi facciamo con lei. Niente, buona mattinata a lei e buon lavoro. Grazie, grazie a tutti. Ecco, volevo solo un'altra questione organizzativa. Chiunque volesse porre delle domande, che diciamo che avremo circa un'ora con l'introduzione, diciamo così, del dottor Mercalli, poi avremo un dibattito. Questo dibattito come si sviluppa? Ecco, chiunque può tramite chat porsi delle domande che noi gireremo al dottor Mercalli, il quale poi darà risposta o approfondimento, insomma, quello che sarà necessario. Senza paura, se il pubblico è prevalentemente di studenti, sicuramente saranno pieni di curiosità. Quindi noi non faremo altro che trasmetterli al dottor Mercalli. Grazie, dottor Mercalli, ancora e buon avvio. Grazie alla Fondazione per l'impegno nella didattica di questi temi. E certo, questa volta non siamo nella bellissima Villa Contarini, siamo a distanza. Questa didattica a distanza è stata vituperata in tutti i modi in questo anno perché ci ha fatto perdere i contatti umani, ci ha fatto perdere una certa efficacia didattica. Però io voglio anche salvare la piccolissima parte positiva. E sapete qual è? È proprio ambientale la piccolissima parte positiva di questi mezzi che abbiamo imparato a usare. Che non dobbiamo muoverci con un viaggio fisico. Io avrei circa 400 chilometri che mi separano dalla Villa Contarini in questo momento, dalla Valle di Susa da dove vi parlo. Se avessi dovuto prendere una macchina
o anche un treno, comunque avrei prodotto parecchie decine, per non dire un centinaio di chilogrammi di CO2, bruciando il gasolio nella macchina o anche utilizzando comunque l'energia del treno, che non è tutta verde, perché in Italia viene fatta ancora per il 70% con combustibili fossili. Adesso non è che noi non usiamo energia, perché anche il computer ne consuma un po', ma ne usiamo molto di meno, grammi invece di decine di chili. E quindi un piccolo vantaggio imparando a usare questi mezzi lo abbiamo avuto. E in effetti, volendo commentare subito, a caldo, la grande novità, possiamo dire, di questi ultimi 2 anni che ci separano, 3 anni ormai dall'ultima lezione di questo genere che ho fatto per gli studenti insieme alla fondazione, è stata proprio la pandemia. La pandemia è stato l'unico elemento che è riuscito negli ultimi 70 anni a far scendere temporaneamente le emissioni di CO2. Cioè non ce l'abbiamo fatta con la tecnologia, non ce l'abbiamo fatta con gli accordi internazionali, non ce l'abbiamo fatta con i comportamenti individuali, nonostante 30 anni di martellamento, di richieste di attenzione al problema della crisi ambientale e climatica, e ce l'ha fatta il virus, che ci ha dato una bastonata sulla schiena. Questo ci ha fatto vedere che se viaggiamo un po' di meno, se prendiamo di meno l'aereo, se usiamo di meno la macchina, effettivamente i consumi di energia diminuiscono e quindi diminuisce anche l'inquinamento. Di quanto è diminuito nel mondo nel 2020 l'inquinamento e le emissioni di gas a effetto serra? Del 6,5%. Non è tanto, non è poco, certamente è molto di più di quello che stava succedendo prima. Fino al 2019 stavano aumentando. Allora, questo ci fa vedere 2 cose. La prima è che se vogliamo, possiamo. La seconda è che giustamente non vogliamo farlo costretti da un'emergenza. Anche io mi auguro che prima possibile l'umanità riesca a debellare il virus, che in parte è frutto del nostro disturbo sull'ambiente naturale. Non dimentichiamolo che i virus emergono soprattutto là dove l'uomo va a disturbare gli ambienti naturali intatti, soprattutto le foreste tropicali. Quindi ce lo siamo un pochino voluto noi per un altro problema ecologico. La risposta poi della società di fronte al virus con i lockdown ha fatto diminuire le emissioni. Allora, la mia considerazione è questa. Purtroppo, nei primi mesi di questo 2021, abbiamo annullato tutti i vantaggi della diminuzione di emissioni del 2020. Cioè tutte quelle belle frasi che sentivamo dire: non sarà più come prima, ricominceremo senza fare gli stessi errori, cambieremo, tante grandi aspettative che si sono dileguate nel nulla. Cioè oggi come oggi il mondo sta nuovamente inquinando esattamente come prima del Covid. E ci siamo ancora dentro, tra l'altro. Ma con la chiusura in fondo dei lockdown, quelli veramente rigorosi alla cinese, ormai i nostri lockdown, zone rosse, zone arancioni, sono molto più annacquati e di fatto più o meno siamo tornati a fare le cose che facevamo prima. Ecco, questo mi serve proprio per dirvi che è ovvio che non dobbiamo invocare un'emergenza terribile come la pandemia per ottenere una riduzione delle emissioni, però dobbiamo prendere questo esempio, questa lezione per capire dove andare ad agire. E per esempio i trasporti sono un buon esempio, cioè sono un campo dove agire, perché abbiamo visto che riducendo magari quelli inutili, pensate agli aerei, quanti aerei venivano usati prima per futili motivi, e anche viaggiando con i voli low cost che non fanno pagare i costi ambientali perché non sono tassati, abbiamo ridotto una parte di questo 6% deriva in buona parte dalla riduzione dei voli aerei e l'altro dalle macchine e dagli usi di una certa quantità di energia che veniva utilizzata soprattutto nel settore dei trasporti. Beh, cerchiamo di prendere esempio anche in futuro, mantenere alcune di queste abitudini. Cos'è anche successo in questo periodo? È emersa la generazione Greta. Noi ci siamo visti nel 2018, ma era primavera.
In agosto Greta Thunberg decide di fare il primo sciopero per il clima a Stoccolma, davanti al Parlamento svedese. Da lì nascerà il grande movimento dei Fridays for Future, i venerdì per il futuro, che nel 2019 porterà anche tantissimi studenti italiani, centinaia di migliaia, a fare i primi scioperi per il clima. Questa è sicuramente una novità positiva, assolutamente. Quindi abbiamo in questi 2 anni la novità negativa, ma anche positiva, della riduzione delle emissioni del Covid, purtroppo già annullata. E la novità positiva, ma purtroppo che non ha finora ottenuto risultati concreti, dei movimenti giovanili per il clima. Ecco, possiamo dire quindi speranze, ma non concretezza. Le leggi fisiche che governano il pianeta e che fanno funzionare la nostra vita, la natura, il clima, hanno un brutto vizio. Hanno il vizio di essere concrete, hanno il vizio di essere misurabili. E non si risolvono questi problemi solo con gli annunci, con le speranze. Ci vogliono i fatti. E se guardiamo i fatti, per il momento nulla ancora si sta muovendo nella giusta direzione. Abbiamo solo tante parole, tanti annunci, anche la politica verde dell'Europa, il Green Deal, sicuramente. Una presa di coscienza c'è stata, ma se io guardo i numeri, e i numeri sono le tonnellate di CO2, l'aumento della temperatura terrestre, quanta biodiversità stiamo sterminando, quanto inquinamento stiamo restituendo al mondo, non c'è per ora nessun segnale positivo. Di questo bisogna essere consapevoli. Allora adesso io condivido lo schermo così vediamo un po' di dati per rendersi conto della situazione in cui siamo. Noi abbiamo davanti, noi e soprattutto voi, cioè io parlo in questo caso soprattutto ai nostri studenti, a un giovane che oggi ha poco meno di 20 anni, le trappole grandi che abbiamo davanti sono proprio i cambiamenti climatici, l'estinzione delle specie, cioè la perdita di biodiversità, e l'inquinamento dell'acqua, dei suoli, dell'aria, che minaccia direttamente la nostra, la vostra salute, ma soprattutto sono problemi che vedrete ingigantirsi in futuro, quando le generazioni più anziane non ci saranno più e quando voi sarete nel pieno della vostra vita, attorno a 50-60 anni, e quindi oltre la metà di questo secolo, vi troverete in una condizione di grave rischio se non prendiamo le opportune contromisure oggi, ma c'è poco tempo. Il poco tempo, in realtà, è frutto dell'indifferenza e dell'inerzia dei 40 anni precedenti, perché queste cose non è che sono emerse oggi. Già vi è stato detto che questo è il terzo incontro a distanza di 2 anni, il primo l'abbiamo fatto nel 2016 a Villa Contarini. Io li sto facendo in giro per l'Italia e nei mezzi di informazione dal 1991. Diciamo sempre le stesse cose. Questi problemi erano già noti dalla fine degli anni 70, anche all'inizio degli anni 70 perfino. Quindi stiamo parlando di più di 50 anni di conoscenza dei problemi ambientali. E cosa abbiamo fatto per ridurli? Praticamente nulla. Gli scienziati continuano a dare allarmi. Questo è uno degli ultimi di cui vedete la copertina, lo potete scaricare da internet. È l'allarme degli scienziati mondiali, 11.000, sulla emergenza climatica. Però cosa stiamo facendo? È uscito nel 2019. Non ci fosse stata la pandemia, non sarebbe assolutamente cambiato nulla rispetto a quello che era stato già scritto nel 2019. Guardate le parole estremamente pesanti dette da una persona di grandissima autorevolezza che è il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Nessuno lo conosce perché diamo più importanza a singoli capi di Stato. Tutti conoscono Joe Biden e quasi nessuno conosce Antonio Guterres. Ma Guterres è un portoghese che è in questo momento il segretario generale delle Nazioni Unite, cioè rappresenta tutti noi, rappresenta 195 governi al mondo. Le sue parole sono meditate perché, essendo un diplomatico, non è che possa sparare le prime cose che gli passano in testa. Eppure ha usato delle parole estremamente dure.
le ha usate all'inizio di dicembre del 2020 e c'è scritto: l'umanità sta facendo guerra alla natura. È molto chiaro questo. E poi prosegue nell'articolo: e questo sarà un suicidio. Un suicidio perché chiunque fa guerra alla natura, si sa, la perde. Ci metterà un po' di tempo, ma poi è chiaro che le forze che governano la natura sono più forti di noi. Lo dicono anche 1000 altri scienziati, ma ultimamente è apparso anche sul Guardian, questo giornale britannico che fa una ottima campagna di informazione sull'ambiente, così imparate anche l'inglese. Allora, cosa c'è scritto qui? C'è scritto che i migliori scienziati, è un articolo uscito a metà di gennaio di quest'anno, avvertono su un futuro terribile di estinzione di massa e di cambiamento climatico. Allora, nuovamente qua c'è un problema anche di comunicazione. A questi avvertimenti così profondi, così enormi per il futuro della nostra esistenza, non viene dato mai uno spazio importante. In genere i giornali in prima pagina hanno scaramucce tra partiti politici, problemi economici, la borsa che sale o che scende, la crescita economica che non c'è, un'autostrada da fare, insomma, non c'è la presa di coscienza che questo è il più grande problema che abbiamo davanti. E rischiamo oltretutto di attivare una serie di meccanismi che non si possono più fermare, i cosiddetti punti di non ritorno. Questo altro articolo in inglese, uscito nel novembre del 2019, dice: non si scherza con i punti di non ritorno. Nel clima, in sostanza, ci sono tanti fenomeni nascosti che noi possiamo un po' svegliare. Se ne stavano tranquilli da milioni di anni e noi li svegliamo. Nel momento in cui si svegliano, vanno avanti per conto loro e ci rovinano la possibilità di intervenire, perché diventano molto più grandi e veloci di quello che possiamo fare noi. Uno di questi è la fusione del permafrost. Permafrost è il suolo perennemente gelato in Siberia e in Canada. È un suolo che è gelato da milioni di anni, ma dentro questo ghiaccio c'è un misto di materiale organico, ci sono residui vegetali, fanghi organici, delle torbiere. È un materiale che è un po' come un freezer dove dentro ci mettiamo del cibo. Allora, togliete la spina dell'elettricità al freezer, da meno 18 gradi pian piano si scalda e quando supera lo zero, lì dentro viene fuori uno schifo, cioè marcisce tutto. Voi aprite un freezer che è stato spento, pieno di carne e di altro cibo, e c'è un odore di putrefazione insopportabile e quindi vengono emessi dei gas durante il processo di degradazione. Questi gas contengono sia metano sia CO2, che sono i principali gas a effetto serra. Allora, noi è come se stessimo togliendo la spina al permafrost, solo che è grande decine di migliaia di chilometri quadrati, questo freezer che andrà in putrefazione. E il risultato è che libereremo una quantità di CO2 e di metano che si aggiungerà a quella che stiamo liberando noi bruciando il carbone e il petrolio. A quel punto lì il cambiamento climatico diventa inarrestabile perché non dipende più da noi. Noi abbiamo svegliato una sorta di mostro dormiente che poi va avanti per conto suo. Lo stesso può capitare con la fusione della calotta della Groenlandia. Se la calotta della Groenlandia, di ghiacci spessi più di 2000 metri, dovesse fondere tutta, il mare aumenterebbe di 7 metri e tutti i nostri continenti cambierebbero la loro faccia. Già abbiamo un problema di aumento del livello dei mari, ma qui stiamo parlando di un aumento repentino che potrebbe nel giro di pochi decenni sommergere gran parte dei nostri continenti. Quindi stiamo attenti con questi fenomeni perché all'inizio non li vedi, ma quando partono poi sono inarrestabili. È come se il nostro clima fosse una biglia che si muove su un territorio montagnoso. Ci sono delle valli e ci sono delle creste. E il nostro clima favorevole alla vita, alla civiltà, corre su una cresta tra due valli, quella dell'era glaciale, azzurra, e quella dell'effetto serra, rosa.
E guardate che però quella dell'effetto serra ha il trucco, c'è il burrone e improvvisamente si può trasformare da un mondo appena più tiepido del normale a un mondo bollente. Ma è come se la nostra biglia cadesse dentro un profondo canyon, dalla quale poi non usciamo più. Noi dobbiamo assolutamente adesso deviare il corso che abbiamo intrapreso con il nostro inquinamento negli ultimi 200 anni, dobbiamo riportare la Terra in condizioni di sicurezza. Altrimenti tra poco non sarà più possibile farlo, perché questi feedback, i punti di non ritorno che vi ho detto prima, ci precipiteranno in questa terra ignota per noi, perché la nostra specie non ha mai conosciuto nella sua breve esistenza su questo pianeta una terra calda come quella che andiamo a fabbricare. E Homo sapiens ha solo 200.000 anni di attività. È pochissimo per una Terra che invece ha 4,7 miliardi di anni di esistenza. Allora noi siamo andati a cercare quanta CO2 c'era nell'atmosfera terrestre grazie alle bollicine d'aria fossile contenute nel ghiaccio del Polo Sud. Delle equip di scienziati, e questi sono tutti mestieri che chissà magari qualcuno di voi deciderà di fare in futuro, uscendo dalle scuole secondarie, iscrivendovi all'università dove potrete studiare glaciologia, climatologia, oppure tutte le altre scienze che servono poi per risolvere i problemi, quindi architettura sostenibile, ingegneria energetica, tutti mestieri nuovi che la crisi climatica ci porta. Uno di questi è stato quello dei glaciologi, che hanno perforato più di 3.000 metri di ghiaccio in questo luogo severissimo del Polo Sud, dove le temperature arrivano a 90 gradi sotto zero e dove non puoi andare da nessuna parte se non con un aereo che viene una volta ogni 2 o 3 mesi a portare qualche rifornimento. Sono persone che hanno vissuto in condizioni estremamente rischiose anche per estrarre questa carota di ghiaccio che contiene la storia del clima degli ultimi 800.000 anni. Il ghiaccio è profondo fino a 3.000 metri, sotto si arriva al fondo roccioso della calotta glaciale. Quel ghiaccio lì è vecchio di 800.000 anni. Portandolo poi nei laboratori in Europa e analizzando chimicamente le bollicine d'aria, noi abbiamo la possibilità di vedere com'era l'atmosfera del passato, di un passato che non c'è più e che è rimasta intrappolata lì dentro. Cosa vediamo? Che la CO2, l'anidride carbonica, ha delle oscillazioni piuttosto regolari. Ogni 100.000 anni decresce e quindi fa freddo, perché essendo un gas a effetto serra, se ne togliamo, se lo facciamo diminuire, è come se togliessimo una coperta dall'atmosfera. La Terra si raffredda, abbiamo le glaciazioni, ne contiamo 8, più o meno ce n'è una ogni 100.000 anni. Tra una glaciazione e l'altra, invece, nel colore rosso della curva, la CO2 aumenta e si porta al massimo fino a 300 parti per milione. Prima era 180 nelle glaciazioni, 300 nei periodi miti. È come se avessimo aggiunto una coperta all'atmosfera, una coperta invisibile, una coperta chimica, non la vediamo, ma c'è. E tra una glaciazione e l'altra la Terra ha un clima mite molto simile a quello che abbiamo conosciuto noi negli ultimi 10.000 anni. Ma poi cosa succede? Che a un certo punto, all'estremità destra del grafico, voi vedete una linea che schizza verso l'alto e nel giro di un secolo corre su valori mai misurati prima, 417 parti per milione, il dato di oggi è 419. E a che cosa è dovuto questo balzo di un valore mai visto prima, mai visto in 800.000 anni? È dovuto al fatto che l'umanità ha cominciato a bruciare in modo sempre più estensivo in tutti i continenti dopo la seconda guerra mondiale il petrolio e il carbone che già usava prima, a cui poi si è aggiunto anche il gas. I 3 combustibili fossili per eccellenza se ne stavano sottoterra da milioni di anni e quindi non interagivano con l'atmosfera. Noi li tiriamo fuori, li bruciamo e la CO2 va nell'aria. Eccoti che il grafico cresce. La CO2 va anche nell'acqua, per cui rende acidi gli oceani e genera
il rischio di estinzione di specie a causa del pH che decresce. Quindi ci sono due problemi dovuti all'aumento della CO2. Uno è l'aumento dell'effetto serra, cioè abbiamo aggiunto una coperta ancora più spessa che non era prevista dalla natura. Questa coperta è 417 parti per milione di CO2, che genera il riscaldamento dell'aria. Ma una parte di questa CO2 si scioglie nelle acque oceaniche, proprio come in una bibita gasata, e rende i mari più acidi, e questo genera un problema a tutte le specie che vivono nei mari. Risultato dell'aumento della CO2 che avete visto qui, assolutamente nuovo nella storia dell'umanità, è che la temperatura cresce. Abbiamo la febbre del pianeta Terra. Queste sono le temperature degli ultimi 150 anni, misurate in tutte le stazioni meteorologiche del pianeta, e vedete come sulla destra noi stiamo vivendo negli anni più caldi della storia. Tenete presente che questa è la temperatura media globale. Non ha niente a che fare col fatto che adesso faccia freddo in Italia. Questa settimana è una settimana di aprile molto fredda. Non accadeva da circa 30 anni, ma era già accaduto molte volte in un passato più lontano. Ma mentre noi stiamo parlando al freddo in Italia, tantissime zone del mondo soffrono il troppo caldo. Fa caldo in Russia, fa caldo in Australia, si sono superati molti record di temperatura in altre zone del pianeta. Quello che conta è la media complessiva e noi assistiamo a un aumento della temperatura media complessiva del pianeta, tant'è che lo chiamiamo riscaldamento globale. L'aggettivo globale definisce proprio questo, mentre questo freddo è un freddo locale, limitato soltanto all'Europa centrale. 1,2 gradi è l'aumento della temperatura in questo ultimo secolo e noi, voi più giovani, state vivendo dentro quelle barrette rosse, cioè negli anni più caldi della nostra storia. Può sembrare poco 1 grado in più, ma è proprio come se lo aggiungeste al vostro corpo. 1 grado in più sul corpo umano fa venire la febbre. 5 gradi in più e siete morti. Ecco, un sistema come la Terra è un sistema complesso, pieno di vita e di equilibri che si sono strutturati nel corso di millenni. Se voi cambiate troppo rapidamente la temperatura è come se il pianeta avesse o per ora una febbre a 38, ma rischiamo di farla salire a 42 e allora lì c'è il collasso della biosfera, inclusi probabilmente anche noi, perché noi, ricordiamolo sempre, abbiamo bisogno della vita sulla Terra per vivere anche noi. Non possiamo vivere in un pianeta dove siamo soli. Dobbiamo vivere in un pianeta dove ci sono gli alberi, i batteri, i funghi, le alghe, purtroppo anche i virus, come abbiamo visto, che stimoliamo dai loro segreti depositi con le nostre attività di deforestazione. Il 2020 è stato l'anno più caldo della storia, lo sappiamo dai satelliti che misurano costantemente lo stato della temperatura del pianeta, non solo sulle terre emerse dove ci sono le stazioni meteorologiche, ma anche in mezzo agli oceani, quindi abbiamo dei dati estremamente oggi affidabili. Come vedete ci sono zone del pianeta azzurre, cioè dove ha fatto un po' più freddo del normale, ma ce ne sono molte di più rosse e in particolare ce n'è una gigantesca che spicca, è proprio la Siberia e l'Oceano Artico, è proprio lì dove il permafrost sta scongelando. Quindi attenzione, ci sono tante cose che sono lontane da noi, ma non per questo possiamo ignorarle perché sono dei campanelli d'allarme estremamente gravi. In Italia uno dei campanelli d'allarme più visibili sono i ghiacciai che se ne stanno andando. Basta andare nelle Alpi, in Dolomiti, come sul Monte Bianco, dove abbiamo preso queste immagini, e qui vedete un grande ghiacciaio del Monte Bianco fotografato alla fine dell'Ottocento e poi in anni recenti. Vedete come sta cambiando forma. Abbiamo perso nei nostri ghiacciai alpini più del 50% della loro superficie in un secolo. Accidenti, solo per 1,5 gradi in più. Una grandissima variazione di paesaggio e di disponibilità di acqua per un solo grado. Vuol dire che se continuiamo così, ancora un altro grado e questi ghiacciai spariscono del tutto. Infatti, quelli piccoli se ne sono già andati. Questo ghiacciaio nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, ritratto in una incisione nel 1850, vedete che oggi è scomparso completamente. La montagna, le rocce sono sempre al loro posto, ma il ghiaccio non c'è più, c'è una pietraia. E tutto questo per quel
modesto grado di aumento di temperatura. Pensate se quel grado ce l'avessimo appunto in Groenlandia, dove la fusione di quei ghiacci può far aumentare il livello marino. Allora, vediamo che cosa succederà nel nostro e soprattutto nel vostro futuro in base alle simulazioni di cambiamento climatico fatte grazie alla conoscenza delle leggi fisiche che governano il clima. Negli ultimi 100 anni sono stati fatti enormi progressi di conoscenza del funzionamento del clima e in parte sono gli stessi strumenti che usiamo per fare le previsioni meteorologiche, che funzionano su una scala di circa una settimana. Qui ci si estende a un secolo di previsione, con una previsione diversa, cioè non è una previsione meteorologica classica che ci dice qui e ora cosa succederà. Noi da una previsione meteorologica a Piazzola sul Brenta vogliamo esattamente sapere se pioverà dopodomani e quale temperatura farà alle 5 del pomeriggio. E più o meno la previsione meteorologica oggi è in grado di dirmelo. Quando facciamo gli scenari climatici non c'è questa precisione. Nessuno vi dirà mai il tempo a Piazzola sul Brenta il 17 aprile del 2074. Però i modelli, gli scenari climatici possono dirvi almeno mediamente sul pianeta Terra quanto può aumentare la temperatura. Questo lo possono fare. Ed ecco che questi calcoli sono stati fatti e li vediamo pubblicati nel rapporto delle Nazioni Unite sul clima. La struttura delle Nazioni Unite che si occupa di cambiamenti climatici fin dal 1988 si chiama IPCC, che vuol dire Comitato Intergovernativo sui cambiamenti climatici. Quindi sono dati estremamente curati, autorevoli, controllati da tutti gli scienziati del mondo e pubblicati con il timbro delle Nazioni Unite. Dentro questo malloppo di informazioni, questo enorme volume, c'è anche questo grafico che dice 2 scenari principali davanti al nostro futuro. Uno è uno scenario prudente, vuol dire smettere di inquinare prima possibile, smettere di usare petrolio, carbone e gas, diminuire le emissioni e fare in modo che la temperatura non salga oltre 2 gradi rispetto al periodo preindustriale, cioè in un clima rispetto a un clima normale. Ora, 1 grado l'abbiamo già preso, ce ne resta meno di 1, abbiamo già preso 1,2 gradi, ce ne rimane 0,8 per non superare quella soglia di 2 gradi, che viene ritenuta la soglia di sicurezza, una soglia che permetterà a voi di sopravvivere in modo decente. Non è che non ci saranno dei danni, perché 2 gradi è come avere la febbre a 39. Però la febbre a 39 dà fastidio, è un disagio, ma si può sopravvivere. Se invece entriamo nella riga rossa, la febbre va a 42. Aggiungiamo 5 gradi alla fine di questo secolo al nostro pianeta e lì può capitare veramente di tutto. Eventi estremi mai visti prima nella nostra storia, siccità epocali che possono impedire la produzione di cibo, uragani di intensità ignota, incendi boschivi per la siccità e il caldo, ondate di calore mai viste prima. Cioè avremo una quantità di eventi estremi dannosi straordinaria che vi beccherete voi e quindi la politica a stento ci ha messo grande fatica per arrivare a questo accordo, ma finalmente nel 2015 sulla base di questi dati ha approvato l'accordo di Parigi. L'accordo di Parigi dice: cari cittadini del mondo, facciamo di tutto per ridurre l'inquinamento e rimanere nella riga blu, soprattutto per i nostri figli e nipoti, cioè per voi. Ecco la generazione Greta, ecco Greta che dice non c'è un pianeta B, Greta che dice ascoltate la scienza è questa qui, la scienza è questo grafico, o 2 o 5 gradi. Dove siamo oggi, visto che l'accordo è stato scritto nel 2015, sono passati 5 anni e mezzo, e purtroppo siamo sulla riga rossa. Non abbiamo ancora fatto niente. Parole tantissime. Firme sulla carta, tonnellate. Tonnellate di CO2 sempre di più. Quindi attenzione che lo scenario prudente ci sta un po' sfuggendo di mano. Bisogna assolutamente accelerare le nostre scelte di sostenibilità ambientale, altrimenti fra qualche anno la traiettoria dei 5 gradi diventerà
irreversibile. Ecco perché Greta dice anche abbiamo 10 anni. Abbiamo 10 anni per fare la cura, dopo non servirà più. Cerchiamo dunque di seguire la riga blu, non più di 2 gradi, e evitare di percorrere la rischiosissima riga rossa dei 5 gradi. Tenete presente che l'Italia è molto esposta ai cambiamenti climatici perché è vicino al deserto del Sahara. Se si rigonfia questa enorme bolla di aria calda del deserto del Sahara, invade anche l'Italia e il Mediterraneo e noi possiamo diventare come il Pakistan. Le stime dei dati ci dicono che l'estate italiana della pianura padana, inclusa Piazzola sul Brenta, potrebbero avere dai 7 agli 8 gradi in più a fine secolo, verso 2070, quando voi sarete anziani, il che porterebbe il clima di Torino, il clima di Vicenza, il clima di Padova a essere come quello che c'è oggi a Karachi, in Pakistan, dove si raggiungono normalmente d'estate temperature di 50 gradi. E poi c'è il gravissimo problema dell'aumento del livello del mare, che per chi abita nel Triveneto è estremamente importante e di cui si parla purtroppo pochissimo, perché l'uomo tende sempre un po' a rimuovere gli avvertimenti di catastrofi lontane, si occupa di quelle vicine, quando spesso è troppo tardi, tipo il Covid, quando non ce l'hai tutti baldanzosi e spavaldi, senza mascherina, quando ce l'hai piangi col respiratore in bocca, però magari è già tardi, poi sei morto. Qui è un problema molto simile, il livello del mare in tutto il mondo sta già salendo ora, perché i ghiacciai, avete visto, stanno già fondendo, per ora poco, 3,5 mm all'anno, quasi non si vedono in un anno, 3 mm e mezzo, ma se continuiamo a scaldare e soprattutto se scegliamo l'ipotesi dei 5 gradi, quella più pericolosa, a fine secolo i nostri mari sono più alti di 1,20 m. Se invece applichiamo la riga blu, quella dei 2 gradi, saranno comunque più alti di mezzo metro. Allora, il problema 1 c'è e non si può eliminare. Però possiamo scegliere se avere un problema piccolo o un problema grosso. Meglio un problema piccolo di un problema grosso. Quindi meglio mezzo metro di 1 metro. Ora, pensate al delta del Po e alla laguna veneta. Avere 1 metro di acqua in più permanente a fine secolo vuol dire che Venezia sarebbe nell'acqua alta tutti i giorni dell'anno. E ovviamente quando la marea si sovrappone l'acqua alta arriverebbe a 3 metri, visto che già adesso nei casi peggiori è arrivata a 2. Pensate a tutte le città importanti nel delta del Po, Rovigo, Chioggia, Comacchio, Rimini, va tutto sott'acqua. Non resta più niente della riviera romagnola, perché sono terre già adesso praticamente sul livello dell'Adriatico e qualche volta già sotto il livello, e vengono tenute asciutte dalle idrovore, dai consorzi di bonifica. Vedete quindi che razza di rischio corriamo soltanto a casa nostra, ma poi ci sono 1000 altri posti nel mondo che subiranno le stesse conseguenze con problemi di migrazioni di popoli. Il Bangladesh è abitato da più di 100 milioni di persone. Scapperebbero tutti. È un territorio di delta fluviale che verrebbe sommerso da 1 metro di mare in più. Sta già, purtroppo, è già in fase di sommersione nella sua parte costiera. Ma pensate alle piccole isole del Pacifico, le Maldive, sono tutte isole che noi guardiamo come paradisi del turismo, ma sono le prime che verranno sommerse. Gli atolli corallini sono già oggi condannati a essere evacuati e disabitati perché non si potrà più resistere in zone dove l'oceano entrerà nelle terre, quelle fragilissime terre. Allora, scegliamo almeno l'opzione del mezzo metro, sarà più facile cercare di adattarci, altrimenti a fine secolo il delta del Po sarà abbandonato, ci sarà una grande emigrazione triste, perché dovremo abbandonare città, paesi e anche tesori d'arte, basta pensare a Venezia, che cosa ne sarà di una Venezia perennemente allagata? Gli oceani poi possono aumentare anche di 4-5 metri, come abbiamo detto, se il processo ci sfugge di mano e continua ad andare avanti, e questi sono tutti dati scientifici, non è fantascienza. Lo stesso IPCC ha pubblicato questo lavoro aggiuntivo sui ghiacci e gli oceani,
che ci dice che se ci sfugge la situazione con i 5 gradi, il mare aumenta poi di 5 metri nei prossimi 200 anni. Quindi è il periodo che riguarda la vita dei vostri figli e vostri nipoti. Viceversa, se fermiamo a mezzo metro, la riga blu ci dice che fortunatamente blocchiamo il fenomeno lì, non cresce più. E questa è la buona notizia, ma bisogna darsi da fare adesso. Ci saranno altrimenti delle zone del mondo addirittura inabitabili per il corpo umano, perché se la temperatura aumenta troppo e il caldo è umido, col caldo umido il corpo umano non può sopravvivere sopra i 37 gradi, quindi si muore per colpo di calore. Le stime ci dicono che l'India e buona parte della penisola arabica non saranno più abitabili alla fine di questo secolo, nell'ipotesi dei 5 gradi. E questo porterà alla emigrazione di 3 miliardi e mezzo di persone. E questo è un problema per la stabilità geopolitica del mondo. Migrazioni di quel genere lì non creeranno il caos istituzionale, il caos governativo. Vedere emigrare l'India, sono 1 miliardo e 200 milioni solo l'India. Pensate che cosa succede in situazioni di questo genere se già oggi siamo spaventati dall'emigrazione di poche decine di migliaia di persone. Oltre al cambiamento climatico c'è il problema della estinzione delle specie. Il cambiamento climatico ne è una causa, poi c'è la deforestazione, poi c'è l'inquinamento e poi c'è la cementificazione. Tutti questi fenomeni messi insieme concorrono a estinguere le specie, soprattutto delle grandi foreste tropicali, che come vedete nell'immagine vengono abbattute per fare coltivazioni, per ricerca mineraria, per estrazione di petrolio, e tutti questi abbattimenti così massicci che fanno veramente terra bruciata sterminano tutte le specie che ci sono in quei territori da migliaia e migliaia di anni, le portano all'estinzione. Magari emergono anche i virus in quelle situazioni lì, perché abbiamo il contatto tra l'uomo e le specie selvatiche che vengono scacciate. La perdita di biodiversità è molto grave perché causare un'estinzione non è uno scherzo, anche perché chi la causa, cioè noi, potrebbe essere una delle specie incluse in quella che chiamiamo la 6ª estinzione di massa. Ce ne sono state 5 prima di noi, ma erano periodi geologici lontanissimi, centinaia di migliaia di anni fa. L'ultima è avvenuta 65 milioni di anni fa, è stata l'estinzione dei dinosauri, causata, si pensa, dall'impatto di un asteroide in Messico. Questa invece è causata dall'impatto dell'uomo. Però, essendo noi una delle specie della biosfera, potremmo essere travolti da questa stessa estinzione. Facciamo attenzione, anche qui non è fantascienza. Sono avvertimenti scientifici di altissimo rango. Questo è stato per esempio pubblicato sempre dalle Nazioni Unite nel 2019. E l'allarme della perdita di biodiversità e dei servizi ecosistemici, cioè quello che la natura offre a noi. Ma c'è scritto che il declino della natura è pericoloso ed è senza precedenti nella storia dell'uomo. C'è scritto che rischiamo di estinguere 1 milione di specie nei prossimi decenni. E guarda un po' che tra il 1 milione di specie ci sia anche Homo sapiens. Stiamo giocando col fuoco. L'altro grande problema che abbiamo davanti è l'aumento degli inquinanti di ogni genere, nelle acque, nei suoli, nei mari. Nei mari ormai li conosciamo tutti, queste famose isole di plastica. Da 50 anni buttiamo la plastica dove ci capita, nei fossi, dal fosso arriva al fiume, dal fiume arriva al mare e nel mare resta. La plastica non è biodegradabile, si accumula giorno dopo giorno, una bottiglietta, un sacchetto. Il risultato è questa zuppa di plastica. Ma la plastica purtroppo uccide i pesci. Li uccide quando è grossa perché se lo ingeriscono gli intasa lo stomaco. Un sacchetto di plastica nel gozzo di una tartaruga la uccide. Imprigiona i pesci in reti e altri materiali e quando si frantuma in micro pezzettini che non si vedono più, ma la plastica poi continuamente rimescolata dal moto ondoso si rompe, questi pezzettini vengono ingeriti dai pesci e poi li mangiamo noi. Quando noi mangiamo il pesce ormai mangiamo anche microplastiche, oltre al mercurio, oltre agli interferenti endocrini, alla diossina, ai residui di pesticidi, a tutto quel complesso di sostanze tossiche che buttiamo nell'ambiente pensando di sbarazzarcene.
ma poi ci torna tutto indietro. Quindi attenzione, anche questo è un fenomeno che purtroppo è irreversibile. Più nessuno toglierà tutta quella robaccia lì dai mari, ormai quella che c'è. Bisognerebbe almeno da oggi dire non ne butto di nuova, e invece tutto come prima. In questo momento milioni di tonnellate stanno finendo nei mari di tutto il mondo, nella più totale indifferenza, senza che ci siano leggi che obbligano a raccogliere questa plastica, che diano sanzioni importanti, che favoriscano il riciclo. Quindi siamo in una situazione critica. Questi tre indicatori, clima, perdita di biodiversità e aumento dell'inquinamento, sono tutti in rosso, possiamo dire. Lampeggiano con un grande allarme, ma la vita va avanti tranquilla e tutti un po' mettono questi problemi in seconda posizione rispetto ad altri che, complice una cattivissima stampa, una cattivissima televisione, una cattivissima informazione, non si dà mai questa importanza ai temi fondamentali per la nostra sopravvivenza. L'Europa è molto avanti da un punto di vista degli annunci, sicuramente più avanti perfino degli Stati Uniti, che fanno le spese dei 4 anni del governo Trump, che era negazionista climatico. Pensate che Trump era uscito dall'accordo di Parigi nel 2016, poco dopo che fu firmato da Obama. Per 4 anni gli Stati Uniti sono stati fuori dall'accordo di Parigi, e questo è anche uno dei motivi che lo ha rallentato. Biden 2 mesi fa ha annunciato che riporta gli Stati Uniti nell'accordo di Parigi sul clima. Vedremo, è però l'ennesimo annuncio. L'Unione Europea ha proposto questo Green Deal. Il Green Deal è un insieme di misure politiche molto interessanti che devono ridurre il nostro impatto sull'ambiente, a cominciare dal clima, quindi riducendo le emissioni, passando alle energie rinnovabili, ma anche un'agricoltura che usi meno pesticidi, che sia meno tossica, anche una migliore protezione delle specie nelle zone naturali di pregio, un maggior riciclo dei rifiuti. Ci sono tutte queste misure molto intelligenti, ma ancora una volta questo è un foglio di carta, o meglio una slide. Nulla di quello che è indicato qui sta avvenendo nella realtà. E invece la nostra realtà è fatta di continuo inquinamento, sia per l'uso dell'energia fossile, ma anche per l'abbandono di rifiuti di ogni genere. È fatta di cementificazione dei suoli, è fatta di deforestazione, è fatta di inquinamento delle acque. Quindi cosa aspettiamo? Uno dei problemi è il conflitto tra il modello di crescita economica e l'ambiente. Tutti i giorni noi sentiamo invocare la crescita economica. Ci vuole più crescita uguale più soldi, insomma, più qualità di vita, secondo un certo tipo di modello. E va bene, ma la crescita con cosa si fa? Si fa con energia e materie prime e si fa producendo, ahimè, rifiuti. Non tutti si possono riciclare. Il risultato è che la causa dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e dell'inquinamento è la crescita economica. Questo lo ha riconosciuto l'Unione Europea. Quello che vi faccio vedere è la copertina di un rapporto uscito l'11 gennaio scorso a cura dell'Agenzia Ambientale dell'Unione Europea, che ha sede a Copenaghen. E questo rapporto dice chiaro: la crescita economica è fortemente legata all'incremento della produzione, ma la produzione vuol dire consumo di risorse e produzione di rifiuti e emissioni dannose per il clima. Bisogna trovare un nuovo modello economico, un modello che non sia basato sul continuo aumento della crescita di consumi, ma deve essere un modello, possiamo dire, stazionario. Una volta che hai le cose fondamentali che ti servono, hai da mangiare, hai una casa, hai da scaldarti, basta, non è che puoi continuare ad avere una macchina, 2 macchine, 5 macchine, 10 macchine, ti dovrai fermare, perché poi se no avrai bisogno di 10 garage e poi dovrai avere più energia per alimentarle e poi le cambierai continuamente. Lo stesso lo facciamo magari con i vestiti oggi, tutto questo. Con le mode, seguiamo la moda e buttiamo via i vestiti quando sono ancora buoni, ma dietro i vestiti sicuramente c'è dell'energia, c'è la coltivazione di fibre tessili, oppure sono fibre derivate dal petrolio.
c'è un inquinamento, c'è un trasporto, quindi attenzione, la crescita economica è un modello che non va più bene per salvaguardare la cosa più importante che abbiamo, che è l'ambiente che ci dà da vivere. Vi dicevo che non siamo messi bene come emissioni, in questo momento non siamo sulla linea dei 2 gradi, ma siamo purtroppo almeno su quella dei 3. Ma se non ci sbrighiamo, abbiamo una decina d'anni per fare le riduzioni opportune, andremo ai famosi 5 gradi con i quali ormai non ci sarà poi più nulla da fare. Quindi io non voglio togliervi speranze, ma vi voglio dire che la strada è stretta, il sentiero è piccolo, il tempo è poco e continuiamo a parlare e a non fare. Allora, vediamo le cose da fare. Sono 4, almeno vi parlo da cittadini adesso, le cose che possiamo fare noi, poi ci sono quelle che può fare la politica. Le cose che possono fare le persone normali sono agire sui consumi energetici nella propria casa, nei trasporti, nella dieta, nelle cose che mangiamo e nei consumi di oggetti quotidiani. Vediamo la casa. La casa in Europa provoca il 40% delle emissioni. Vuol dire che usiamo molta energia, e lo vediamo tutti, basta avere una caldaia a gas per rendersi conto di quanta energia usiamo. Per scaldarci d'inverno accendiamo un gas che consuma molta energia, produce emissioni di CO2, e dove va questa grande quantità di energia che noi attraverso la caldaia eroghiamo nella nostra casa? Quasi tutta perduta, perché abbiamo delle case malfatte, o perché molto vecchie, o perché fatte male negli scorsi decenni. Sono delle case male isolate, disperdono una quantità enorme di energia che se ne esce dai muri, dai tetti, dalle finestre mal isolate, con gli spifferi, i vetri singoli invece dei vetri doppi o tripli. Abbiamo almeno una buona legge tra tante cattive, che è quella dell'ecobonus. L'ecobonus permette alle vostre famiglie di avere uno sgravio fiscale, di abbattere le tasse, se si fanno gli interventi di riqualificazione energetica delle case, cioè il cappotto, l'isolamento dei muri, dei tetti, la posa di nuove finestre. E soprattutto, quando abbiamo il tetto a disposizione esposto al sole, vai di pannelli solari. Questo è il mio tetto. Qui ho pannelli solari che ho già installato da molti anni e che permettono la produzione di energia elettrica con il fotovoltaico e termica con i pannelli per l'acqua calda. Queste cose funzionano già. Possiamo farle tutti. Costano ormai molto poco rispetto al passato e in più rientriamo molto facilmente della spesa fatta all'inizio, sia tramite l'ecobonus e sia tramite il risparmio in bolletta, perché poi alla fine l'energia, se ce la fabbrichiamo da soli, non dobbiamo comprare gas o elettricità. Quindi forza con le energie rinnovabili. C'è un punto importante sulle energie rinnovabili da dire, è che il problema è che di notte il sole non c'è, o il vento, nel caso dell'energia eolica, non soffia tutti i giorni. Quindi le energie rinnovabili sono abbondanti, ce ne sono un po' dappertutto, ma hanno il problema che sono intermittenti. Bisogna lavorare sull'accumulo. Questa è la sfida e magari sarà qualcuno di voi a raccogliere questa sfida. Le professioni importanti per questa soluzione del problema dell'accumulo dell'energia elettrica quando c'è, per averla poi a disposizione quando non c'è, sono, direi, fisica e ingegneria elettrica. Questi sono i corsi di studio che oggi vanno per la maggiore per tentare di dare una soluzione a questo problema. Nel frattempo abbiamo una possibilità di accumulare l'energia nelle batterie delle macchine elettriche. L'auto elettrica può dare una mano a ridurre le emissioni sostituendo il petrolio, gasolio e benzina con l'elettricità, a patto che l'elettricità sia fatta con i fonti rinnovabili. A nulla servirebbe caricare la macchina elettrica con l'energia prodotta da una centrale a carbone. Mentre se l'energia è prodotta dai pannelli solari del tetto, da una centrale idroelettrica o da una torre eolica, come vedete nell'immagine, allora va benissimo. Allora la macchina veramente va a emissioni zero. L'altra condizione importante per le macchine elettriche è che siano riciclate obbligatoriamente le batterie, perché le batterie sono fatte di materiali preziosi, metalli rari come il litio, il cobalto,
inquinanti, quindi se vogliamo muoverci a basse emissioni servono, ma guardate che sono le stesse batterie dei nostri telefonini, non sono diverse, batterie al litio, gli ioni di litio. L'importante è che non li buttiamo nel mare dopo, come abbiamo fatto con tanti altri rifiuti. L'importante è che queste batterie, quando hanno finito di funzionare, vengano riciclate e quindi non rappresentino poi un nuovo problema ambientale fra 20 anni. L'altro pilastro quindi è viaggiare di meno. Purtroppo ci siamo lasciati prendere la mano prima del Covid con i viaggi aerei low cost e anche con le macchine, ovviamente. Cioè tutti viaggiano e il viaggio costa energia, non c'è niente da fare, a meno che vai a piedi o in bicicletta, allora quello non produce emissioni fossili. Semplicemente, anche sfruttando oggi i metodi che abbiamo imparato a usare con la pandemia, come il telelavoro, come questa lezione che sto facendo io a voi oggi a 400 km di distanza, sfruttiamoli di più per evitare i viaggi inutili. Quindi moltissima attività professionale può essere oggi svolta senza bisogno di prendere la macchina per andare al lavoro al mattino, facendo la coda in tangenziale, cercando il parcheggio. Si fa oggi in smart working. Tante riunioni che prima necessitavano di un viaggio aereo si fanno con una chiamata Skype. E fatelo anche voi, quindi cerchiamo di contenere l'uso dell'energia fossile per viaggi inutili. Altro tema, la dieta. Il 30% delle emissioni arriva dall'agricoltura, ma abbiamo bisogno di mangiare, quindi non è tutto da condannare. Però una buona parte di queste emissioni dell'agricoltura arriva da degli eccessi. Uno, per esempio, è l'eccesso della catena del freddo. Il cibo surgelato che circola in giro per il pianeta richiede di essere permanentemente in frigo, in congelatore, e questo assorbe energia. Quindi pensate a cibi congelati che arrivano da paesi via nave, magari lontani decine di migliaia di chilometri. E questa è tutta energia per assicurare il freddo. Cerchiamo di scegliere delle cose che non abbiano un carico energetico così importante nella loro fabbricazione. E l'altro elemento sono gli allevamenti del bestiame. Sono emettitori di CO2, ma anche e soprattutto di metano. Il metano deriva dalla fermentazione, soprattutto nello stomaco dei bovini, quindi la carne rossa, la classica bistecca. Ebbene, mangiando molta carne, noi contribuiamo alle emissioni che alterano il clima. Una delle scelte che possiamo fare, indipendentemente dai grandi congressi dei leader del mondo, è decidere cosa mangiare oggi. Quello non abbiamo bisogno che ce lo indichi né Biden, né Putin, né la von der Leyen. È una scelta nostra. Stasera vogliamo mangiarci una bella bistecca, una grigliata mista o un piatto a base di verdure. Può essere anche una pasta, una pizza. Non sto dicendo che dobbiamo vivere a zucchine bollite. Sto dicendo che nella nostra cucina mediterranea la carne può starci, ma con una componente minoritaria, occasionale. Nella dieta anglosassone negli Stati Uniti siamo ormai a 110 kg di carne per persona all'anno. Nella dieta mediterranea 10 volte di meno, una quindicina di chili all'anno. Va bene lo stesso. Quindi chi vuole scelga pure di essere vegetariano, ma non è obbligatorio diventare vegetariani. Basta consumare carne come la consumavamo in Italia 50 anni fa. La carne dell'immediato dopoguerra si mangiava una volta alla settimana, non tutti i giorni. Quindi questa è una scelta che possiamo fare tutti noi immediatamente e ridurremo di una bella quantità le emissioni di gas che alterano il clima. Fermiamo la cementificazione. In Veneto, andate bene, va? È la regione che consuma più suolo di tutta Italia. Per carità, la Lombardia l'ha già consumato, l'ha fatto prima, peggio ancora. Ma un po' tutta Italia purtroppo sta massacrando il proprio suolo agricolo sotto parcheggi, capannoni, strade. E dobbiamo assolutamente bloccare questa emorragia, perché il suolo non ne fabbricano mica di nuovo, quello che c'è. Quindi il suolo serve per fare un sacco di cose importanti per la nostra vita, prima di tutto produrre cibo. Non coltivate sull'asfalto o sul cemento. Secondo, serve a depurare le acque delle nostre falde idriche che poi noi andiamo ad attingere per gli acquedotti. Limita le alluvioni, perché un suolo agricolo o boschivo
fa filtrare l'acqua con lentezza nella falda idrica. Un suolo cementificato la convoglia immediatamente nei centri abitati, dove poi fa disastri. Vedi alluvione del Vicentino, per esempio. E poi il suolo sottrae CO2 all'atmosfera, perché le piante ovviamente con la fotosintesi la catturano. Se io le tolgo, le piante non ho più questo piccolo aiuto di sottrazione della CO2 dall'atmosfera. E poi perdo biodiversità. Nel suolo c'è un sacco di vita, è una vita microscopica, di batteri, di alghe, di insetti, non li vediamo, ma c'è. Cementificandoli noi sterilizziamo tutto. Quindi occhio alla difesa del suolo. Anche questa è una cosa che in casa nostra possiamo fare con comitati di protesta nei paesi dove si vuole continuamente costruire del nuovo. Non si tratta di fermare l'edilizia. Avete visto prima con la immagine della riqualificazione energetica delle case. Ci sono almeno 20-30 anni di lavoro per tutte le nostre aziende di edilizia a ristrutturare quello che c'è. Ristrutturiamo, recuperiamo, e se non si può, al limite abbattiamo e ricostruiamo meglio, ma su terreno già compromesso, non su terreno nuovo ogni volta, su campi fertili. Tutti questi obiettivi sono stati ancora una volta disegnati e proposti dalle Nazioni Unite e si chiamano infatti i 17 obiettivi di sostenibilità per l'Agenda 2030. Quando è che partiamo? Mancano 9 anni ormai al 2030. Qui si continuano a spostare gli obiettivi di 10 anni in 10 anni, ma bisogna farli diventare realtà, non possono rimanere sulla carta. Quindi forza, diamoci da fare al lavoro. Ancora una volta ce lo dice il nostro segretario generale delle Nazioni Unite. Eccolo qui, Antonio Gutierrez. Il cambiamento climatico è il vero problema dei nostri tempi. Il cambiamento climatico si sta sviluppando più velocemente di quanto noi lo contrastiamo. Se non cambiamo entro il 2020, e il 2020 è già passato, rischiamo di perdere quel punto nel quale possiamo ancora evitare un cambiamento climatico catastrofico, i punti di non ritorno, con disastrose conseguenze per le persone e per tutti i sistemi naturali che ci sostengono. E guardate che sono parole forti, sono le parole più importanti che un leader politico può dire all'umanità, ma non gli diamo retta. Quindi, in sostanza, abbiamo gli strumenti per uscire da questa crisi. Non possiamo più riparare i danni fatti fino ad oggi, ma possiamo limitarli, quello sì, possiamo fermarli nella situazione in cui sono oggi, ma abbiamo poco tempo, dobbiamo farlo assolutamente subito. Non possiamo ancora aspettare altri 10 anni. Fra 10 anni non sarà più possibile correggere questa traiettoria e finiremo sulla riga rossa, quella dei 5 gradi e del metro di mare in più. Allora io con questo termino, lasciandovi eventualmente come bibliografia i titoli dei miei libri dove potete approfondire questi temi. Quello a destra è proprio quello sui cambiamenti climatici, che riguarda proprio il meccanismo di funzionamento del clima, la storia del clima del passato e quello che ci aspettiamo in futuro. Gli altri due invece riguardano più le azioni che ognuno di noi può fare, ma ne abbiamo sunteggiate rapidamente poco fa, ma sono sostanzialmente queste. Poi è ovvio, ci sono quelle della grande politica che dipendono dall'azione collettiva. Nessuno di noi da solo riesce a incidere sulle scelte di un governo, ma possiamo incidere quando votiamo, è già qualcosa. Oggi in Italia io non saprei chi votare sui temi ambientali, ma se manca il partito che si occupa di ambiente, fatelo. È una esortazione che io faccio ai nostri giovani diciottenni, ecco, da quelli che sono maggiorenni in su, il partito potete anche farvelo e poi lo voterò anch'io. Grazie per la vostra attenzione e ora disponibile a tutte le vostre domande e curiosità. Tolgo la condivisione schermo. Bene, grazie dottor Mercalli, credo che abbiamo diversi argomenti oltre che molte domande, ecco, a cui magari di cui siamo stati, diciamo, siamo interessati. Ecco. Beh, io intanto aggiungo, mi permetto di aggiungere ai suoi 3 libri che ha appena evidenziato con la slide anche Salire in montagna, come lei prima ha detto, perché ritengo che sia il diario della costruzione o del recupero della casa dove lei adesso si trova. Sì. Quindi io credo che lei... Sì, è un diario di un recupero e anche un po' di una fuga dalla pianura arroventata, ma
visto che abbiamo in Italia tante montagne, abbiamo tutte le Alpi e tutte le Alpi meridionali e tutto l'Appennino, grazie al telelavoro, moltissimi di noi, anche chi ha una casa di vacanze, almeno l'estate potrà fuggire il caldo andando a lavorare in montagna, non solo a fare le vacanze. Questo è lo spunto importante. Diciamo che il 5G e tutto quello che dovrebbe succedere dovrebbe anche agevolarci. Allora, noi siamo stati seguiti finora da poco meno di 500 persone. Molte di queste persone sono collegate dalle aule scolastiche dove usano un unico strumento, diciamo, di connessione. Abbiamo parecchie domande da Facebook e io sollecito anche le domande usando il DR che è in alto a destra perché è in piattaforma Zoom, perché da là non mi risultano, ecco, domande. Quindi io solleciterei appunto chi sta seguendo. Le vedo, io ne vedo già tantissime sulla chat, quindi magari comincio intanto mentre ne emergono altre. Allora, vedo qui per esempio come facciamo a superare i problemi di comunicazione dovuti alle lobby dei combustibili fossili. E lo facciamo come stiamo facendo questa mattina, con l'informazione, con la conoscenza. Quando si hanno i dati reali, effettivi, si può scegliere, si può distinguere le fake news, le balle dalla realtà, e quindi cerchiamo di studiare e sfruttiamo internet bene. Guardate che su internet c'è tutto, purtroppo passano più rapidamente le fake news delle pubblicazioni scientifiche degli scienziati e ci vuole un po' di sforzo. Bisogna imparare a scegliere la fonte giusta. La fonte giusta spesso sono i grandi istituti di ricerca, vedete, vi ho citato più volte le Nazioni Unite, che fanno dei rapporti affidabili, scientificamente rigorosi, e non il sito qualunque del signor Rossi che invece magari ha degli interessi privati. Poi, altra domanda. C'è la signora Antonella, che è stata la prima, da Facebook, che appunto a proposito di tutto quello che ha appena detto, come fare a superare i problemi di comunicazione dovuti alle lobby dei combustibili fossili. Ecco, sì, questo sì. È uno degli argomenti che lei ha appena citato. Sì, ma è quella che ho letto io, le vedo sulla chat, le vedo anch'io sulla chat queste domande. Quindi ecco, non serve che io le riproponga, se lei le sta vedendo. Sì, le vedo così almeno le sunteggio subito. Per esempio, passo a questa. Esistono metodi per produrre meno CO2? Beh, certo, l'abbiamo detto, i metodi per produrre meno CO2 sono passare alle energie rinnovabili e al risparmio energetico prima di tutto, cioè dobbiamo sprecare meno energia e quella che facciamo farla con le energie rinnovabili. E purtroppo oggi sprechiamo tanta energia a partire dalle nostre case o dalle nostre macchine e poi anche nelle industrie e usiamo prevalentemente energia fossile, quindi è un grandissimo lavoro che è in parte tecnologico e in parte filosofico. Filosofico perché il concetto di spreco e di sufficienza, di sobrietà fa parte di una nostra attitudine. Tecnologico perché tutta la parte di sviluppo di metodi di risparmio energetico e di energie rinnovabili fa parte di un grandissimo avanzamento tecnologico. Mi piace ricordarvi questo, che spesso l'ambientalismo è stato tacciato di essere retrogrado. Ah, voi volete tornare alla candela, alla caverna. Ma scusate, i pannelli solari sono l'apoteosi della tecnologia e della scienza. Sono un miracolo di conoscenza scientifica, su cui tra l'altro ha preso anche il premio Nobel Albert Einstein. Quindi i pannelli solari che io ho sul tetto sono esattamente il contrario del tornare alla candela, sono un andare avanti. Certo, bisogna perfezionarli, bisogna investire in studio, conoscenza, investimento in innovazione tecnologica, che è quella che ci porterà, speriamo, fuori anche da questo problema. Però ci vuole anche la parte filosofica, cioè se non c'è il senso del limite, il senso della misura, non servirà a nulla soltanto sostituire un mezzo con un altro, non basta, perché comunque le risorse sul pianeta sono limitate. Poi vedo pertinente quella signora Cinzia che ci dice che in provincia, mi pare, di Pavia, o non so dove, insomma in Pavia comunque si stanno per costruire 3-4 progetti di costruzione di capannoni per la logistica. Quindi consumo del suolo e logistica, ecco un altro binomio
che lei ha evidentemente trattato. Comunque a lei sempre la parola. Oh beh, qui benissimo, mi fa piacere che si notino queste cose. Purtroppo lì bisogna interagire con la politica e se la politica vede soltanto gli oneri di urbanizzazione, cioè i soldi che gli entrano in cassa per cementificare il suolo, e l'ipotesi di posti di lavoro, perché poi viene promesso facilmente così, portiamo dei posti di lavoro, per la logistica, posti di lavoro interessanti, fare il conducente di un camioncino è un bel lavoro, ma io per voi ragazzi vedrai meglio qualcosa di più importante nelle scelte del futuro, le professioni che abbiamo detto prima. Spero che vogliate diventare dei ricercatori nel campo del clima, nel campo delle energie rinnovabili, dell'architettura sostenibile, non soltanto degli autisti di camioncini per portare i pacchi della Amazon. Quindi forse questo tipo di sviluppo non ci serve. E vedo una domanda da Tiziana. L'agenda 2030 non va in questa direzione? È proprio quello che vi ho detto in chiusura. Sì che va in questa direzione, ma ancora una volta annunci, parole, carta. I fatti sono i capannoni. Capite? I fatti sono quelli lì, non sono l'agenda 2030. I capannoni vincono oggi sulle scelte anche del piccolo amministratore, mentre purtroppo non vincono le energie rinnovabili, non vince la raccolta differenziata, non vince l'agricoltura biologica. Tutte queste cose sono messe da parte e vince il capannone, vince la nuova strada, vince il nuovo centro commerciale. Non so se ha visto la domanda da Cinzia, no scusi, non da Cinzia, da Lucia, dove dice che a proposito di pandemie è possibile che lo scioglimento dei ghiacciai perenni possa portare a liberare dei virus che sono nascosti e congelati da milioni di anni? L'abbiamo detto esattamente prima, il permafrost può contenere al suo interno anche dei virus e dei batteri ignoti, bisogna poi vedere se sono vitali, quindi, però è giusto tenere d'occhio anche questo problema. Poi vedo una domanda che mi riguarda personalmente, perché Elena dice che si sta sviluppando in Italia molte autorizzazioni per bruciare biomassa e quindi questo porta all'abbattimento di alberi. E si dice che lei, cioè io, sia favorevole alle centrali a biomassa. È vero, non possiamo pensare di riscaldarci tutti bruciando legna. Allora, tutti i problemi ambientali sono problemi complessi. Non si possono mai risolvere con una ricetta che va bene per tutti. Ci sono delle cose che possono funzionare bene in una certa condizione locale e possono non funzionare in un'altra. Quindi io sono parzialmente favorevole all'uso della biomassa. Quando? Quando questa è o uno scarto di altre lavorazioni, pensiamo per esempio alla tempesta Baia proprio nelle Dolomiti, ha prodotto una quantità di legname straordinario, purtroppo per un evento catastrofico, la tempesta di vento dell'ottobre del 2018. Questo legname in parte può essere recuperato per uso da costruzione, quando gli alberi sono di buona qualità, ma c'è una enorme quantità anche di scarto. Questo scarto a livello locale può benissimo essere bruciato nelle centrali a biomasse o nelle stufe di buona qualità, per esempio le stufe grosse d'accumulo tipiche, le stufe a olle che si usano in Trentino e in Alto Adige. Allora sarebbe stupido buttare via quel legno e usare del gasolio per scaldarsi. Non è intelligente scaldarsi con il legno quando compriamo magari del legno o del pellet insaccato nella plastica che ha viaggiato migliaia di chilometri perché arriva, che ne so, dalla Romania. Allora il vantaggio del non aver prodotto CO2 è stato completamente vanificato, forse da un abbattimento di alberi eccessivo in paesi che noi non conosciamo e dal trasporto con il camion. Quindi diciamo che nell'uso della biomassa ci vuole anche l'uso del cervello. Se si usa biomassa solo per fare business e speculazione è sbagliatissimo, perché allora abbatteremo gli alberi per fare soldi, non per fare calore. Se invece usiamo la biomassa o come scarto di lavorazione di una filiera, per esempio la filiera delle segherie del legno, o semplicemente perché uno ha un boschetto vicino a casa e si brucia la sua legna, come faccio io a casa mia, io ho il bosco dove raccatto tra l'altro solo gli alberi morti, non taglio nemmeno alberi in piedi.
La casa è molto ben isolata e quindi devo usare poca legna per scaldarmi e ho la mia stufa con la quale mi riscaldo a emissioni zero. Lì sì che sono zero, perché la legna è anche a chilometri zero. Se devo comprare un camion di legna che mi arriva dalla foresta amazzonica sarei un criminale, avrei contribuito invece a deforestare l'Amazzonia per bruciare poi magari la legna in Italia. Questo è assurdo. Quindi biomassa, diciamo, ni. Non è solo sì, non è solo no, dipende. In certe condizioni è utile perché riduce le emissioni, in altre è solo una speculazione economica che crea nuovi danni. Però c'è una domanda da Mauro, e questa viene da Zoom, mi pare, in cui, con la quale ci chiede, in Italia la transizione energetica si fa sostituendo le centrali di carbone con le centrali a gas, da fossile a fossile. E purtroppo sembra proprio che fotovoltaico e eolico non riuscirebbero a colmare il 100% del fabbisogno energetico. Cosa ne pensa in sostanza del nucleare? Allora, Mauro. il nucleare escludiamolo subito perché è ormai un vicolo cieco. Il nucleare purtroppo ha dei problemi irrisolti di sicurezza e di stoccaggio delle scorie, nessuno sa dove metterle. E i recenti fatti della centrale di Fukushima in Giappone ci dicono chiaro che cosa vuol dire. Una sola centrale dove c'è stato il terribile tsunami, una sola ha avuto questo problema adesso e già c'è il tema addirittura di politica internazionale sul fatto che il Giappone vuole buttare le acque contaminate che non sa più dove mettere nell'Oceano Pacifico e gli altri paesi dicono oh, e io mangio i pesci contaminati dalle tue scorie radioattive. Quindi il mare è di tutti e il Giappone dice e io ci butto dentro le acque inquinate sperando solo che il mare tanto grande le possa diluire. Quindi occhio, il nucleare lo mettiamo un po' come un capitolo secondo me chiuso. A fine vita i paesi dove ci sono le centrali chiuderanno via via, molti hanno fatto queste scelte, la Germania ha fatto questa scelta, la Svizzera ha fatto questa scelta, le centrali via via andranno a chiudere. La Francia per ora è il paese che ne ha di più, ma non sa dove mettere le scorie. Veniamo invece alle energie rinnovabili. Certo che subito in una notte non possiamo cambiare il mondo, lo possiamo cambiare ragionevolmente in 10-15 anni, che sono quelli che vi ho detto abbiamo davanti come critici. Diamoci da fare. Allora investiamo più invece che sul gas, sulle energie rinnovabili. Vi ho detto che bisogna investire anche in stoccaggio di queste energie. Ma se noi mettiamo i soldi sul gas invece di metterle sulla ricerca di queste nuove energie rinnovabili, fra 10 anni sarà tutto uguale a prima, non avremo risolto i problemi delle rinnovabili e avremo bruciato il gas che è sempre un combustibile fossile. Perché si dice che il gas è meglio del carbone? È vero, è un po' meglio perché il carbone è il combustibile fossile che inquina di più, il gas inquina un po' di meno, ma sempre fossile è. Quindi è stupido fare una transizione basandola su un altro elemento fossile. E cerchiamo di investire tutto subito sulle rinnovabili, consci che non si risolvono i problemi in un giorno, ci vorranno alcuni anni. Ecco, un'altra domanda, non so se l'ha vista, da Giorgia, qui ci chiede, viste le ripercussioni economiche che hanno i cambiamenti climatici in termini di danno da eventi estremi, perdite di raccolti e costi sociali, perché non trovano attuazione i buoni propositi che ci hanno illustrato, il bilancio tra crescita economica e cambiamenti climatici, per cosa pende tra i due danni, recupero danni e altre scelte politiche? Ma Ecco, vedete, il problema importante della crescita economica e del cambiamento climatico è questo. La crescita economica è un fatto frutto della cultura dell'umanità, cioè sono rapporti tra di noi che abbiamo costruito in secoli di attività, ma che abbiamo deciso noi. Dobbiamo metterci in testa che le leggi fisiche sono più forti di noi e se vogliono ci sterminano, ci fanno a pezzi, ci polverizzano, ci carbonizzano. Quindi ognuno metta sulla bilancia avere oggi un po' più di soldi o avere un pianeta dove questi ragazzi che ci stanno ascoltando possano sopravvivere. Guardate che poi dopo quando arrivano le sberle forti degli eventi estremi climatici non ci sono soldi che tengano.
quando un uragano ti spazza via la casa, quando il mare ti entra in salotto e ti dice basta, Rovigo non c'è più, devi andare via. Ma come? Tutti i rodigini, io sono nato qui, ci sto qui da 2000 anni, i tesori di Venezia. Cioè, cosa facciamo? Dobbiamo renderci conto di questo. Non stiamo facendo una guerra ideologica di posizioni tra culture, tra idee di esseri umani. Stiamo facendo la guerra alla natura, come ha detto Guterres. La guerra alla natura è persa in partenza. Vince lei. Magari ci mette un po' di tempo, ma guardate che quando vince la disfatta è su tutti i fronti. Vuol dire soffrire, vuol dire avere una vita impossibile, altro che economia, altro che crescita. Quando il tuo territorio non produce più nulla, è desertificato, non c'è più agricoltura, non hai acqua, gli eventi estremi ti martellano, ti distruggono la casa. Ma di quale economia stiamo parlando? Di che mondo parliamo? Quindi forse è meglio cambiare l'economia, perché la termodinamica non la puoi cambiare. Quella è da 13,7 miliardi di anni, è fatta così, decide lei. Siamo noi a doverci adeguare, chiaro? C'è un'altra domanda, un po' particolare, un po' specifica. Durante la pandemia si diceva che il buco dell'ozono si fosse rinchiuso. Quando la situazione ritornerà normale, quindi ci saranno molti più mezzi di trasporto che circolano nelle strade, è possibile che possa riaprirsi? Allora, questo... qui ci sono tanti errori. Primo, il buco dell'ozono non deriva dalla circolazione degli autoveicoli o cosa, sono due cose diverse. Il buco dell'ozono ha una storia tutta a sé. Deriva da dei prodotti che ormai per fortuna non si usano più. Deriva dai gas clorofluorocarburi, che erano dei gas sintetici inventati dall'uomo negli anni 30 per i frigoriferi e le bombolette spray. Questi gas contenenti cloro generavano la dissoluzione dell'ozono nella stratosfera. Ce ne siamo accorti negli anni 60-70, poi grazie ai satelliti si è capito che il buco si formava soprattutto nei posti freddi, cioè sulle zone polari e sul polo sud. È stato dato un premio Nobel per la chimica sulla individuazione di questo meccanismo e finalmente nel 1987, con un altro protocollo internazionale che si chiama Protocollo di Montreal, è stata proibita la fabbricazione di questi gas. Quindi il buco dell'ozono si sta lentamente chiudendo, non è ancora chiuso, è un fenomeno pulsante, in certe stagioni si apre di più, in certe altre si chiude un po', poi si riapre. L'informazione di nuovo svolge un cattivo servizio, l'informazione non spiega, non racconta tutta la storia e magari titolo si è chiuso il buco dell'ozono, poi la settimana dopo è di nuovo aperto ma non facciamo più l'articolo. Quindi ora il buco dell'ozono c'è ancora, semplicemente non cresce più e questa è già la buona notizia grazie al divieto di produzione dei clorofluorocarburi che sono stati sostituiti con altri prodotti che purtroppo hanno degli altri difetti ma almeno non mangiano l'ozono. Ma da qui a dire che il buco dell'ozono si sia chiuso, purtroppo passeranno ancora altri 30-50 anni. Ecco, un'altra domanda che si collega a questa dell'eliminazione del CFC nei cicli, nei processi produttivi ha portato, o sta portando meglio, ecco, al discorso del buco dell'ozono. La domanda è che ci fa un intervenuto o intervenuta, adesso ho perso il nome, che cosa potrebbe fare di più l'ONU? Cioè, penso che la legislazione sul CFC abbia quella origine. Sì, cosa può fare di più? È vero. Ma vedete, l'ONU dipende anche da tutti noi. L'ONU è un'organizzazione che viene costruita dal voto dei paesi aderenti, praticamente tutti. Ci vorrebbe quella volontà di dare maggiori poteri esecutivi all'ONU. E invece lo vedete, l'ONU è un organo fondamentalmente consultivo. Consiglia, dice che sarebbe bene fare una certa cosa, però poi non è che possa imporre. I nazionalismi e gli interessi economici vincono sulle cose opportune da fare, quindi qualche volta ci si riesce, come nel caso dei CFC,
e del protocollo di Montreal. Altri casi, come l'accordo di Parigi, come vedete, l'accordo c'è, ma è solo sulla carta e poi essendo volontario nessuno lo mette in pratica, e se invece fosse obbligatorio sarebbe un'altra cosa. Ma i poteri che ha l'ONU glieli daremmo noi, glieli danno i paesi, i 195 paesi aderenti. E quindi è solo un problema di giurisprudenza internazionale. È una decisione che possiamo prendere, come vietare le armi nucleari. Perché dovremmo avere un altro rischio, oltre a quello ambientale, che è quello di finire tutti arrosto in una guerra nucleare? Le armi nucleari mica ci arrivano da Marte o dagli extraterrestri, le abbiamo inventate noi e come tali potremmo anche scegliere di non farne più. E invece ce ne sono 14.000 pronte a partire in ogni secondo mentre noi stiamo parlando, no? Ecco, ci sono altre domande, anzi ce ne sono molte domande, ma molte di queste lei ha già dato risposta. Vedo Valentina che se ne fa tre. Una, diciamo che adesso mi sono sfuggite, eccolo qua. Una soluzione potrebbe essere il controllo demografico. È interessante questo. Sì, una per volta perché poi me ne dimentico. Sì, esatto. Sì. Allora, sì, certamente siamo quasi 8 miliardi, aumentare a 9, a 10, a 11 certamente non migliora la soluzione di questi problemi, ma la peggiorerà, perché è ovvio che più saremo, più consumeremo e più inquineremo. Sappiamo che c'è la parte di mondo che inquina di più, è il mondo occidentale. Il mondo povero inquina di meno semplicemente perché le persone in alcuni casi non hanno niente, non hanno la macchina, non hanno la casa. Come fanno a inquinare? Sì, certo, magari hanno una bottiglietta di plastica perché quelle arrivano ormai dappertutto, però ci sono paesi che inquinano moltissimo come gli Stati Uniti, l'Australia, e ci sono paesi che inquinano molto poco come i paesi africani, e ci sono paesi a metà strada come l'Europa dove siamo un pochino più sobri. Il controllo demografico viene sempre osteggiato perché viene visto come l'orribile controllo cinese coercitivo. A me non piace infatti chiamarlo controllo, a me piace chiamarla educazione familiare, come la chiamano le Nazioni Unite. L'educazione familiare è un'altra cosa ed è fatta soprattutto di potere alla donna. L'obiettivo numero 5, mi sembra, delle Nazioni Unite, quello che abbiamo visto in quell'arlecchino, è proprio parità di genere. La riduzione delle nascite nei paesi dove queste sono fuori controllo, cioè Africa e Asia, avverrebbe naturalmente solo con il maggior potere delle donne, che volentieri farebbero solo 2 figli invece di farne 9 o 10, costrette non solo dai mariti, talvolta da più mariti, come accade in Africa. Quindi vedete che con metodi assolutamente culturali e con i contraccettivi si potrebbe tranquillamente stabilizzare la popolazione terrestre e almeno non farla crescere più. Insomma, siamo già in tanti adesso, fermiamoci. Non è obbligatorio crescere come conigli. Parole di Papa Francesco. Sempre di Valentina, cosa ne pensa della sperimentazione sugli animali, cosa ne pensa degli ecomostri? Fa una domanda che mi sembra più una considerazione: l'uomo è l'unica causa dei problemi ambientali. Ecco, non so se queste tre... Allora, in questo momento sì, in questo momento l'uomo è l'unica causa dei problemi ambientali che abbiamo elencato, tant'è che è stato dato il nome perfino al periodo geologico che stiamo vivendo, Antropocene. Prima vivevamo nell'Olocene, fino possiamo dire a 100 anni fa, adesso siamo quasi tutti concordi nel denominare l'ultimo secolo Antropocene, cioè il periodo geologico contraddistinto dal disturbo di tutti i processi naturali da parte di Anthropos, l'uomo. Poi, vabbè, vedo qui una domanda a cui voglio rispondere breve, dice: ma non dobbiamo occuparci anche dello smaltimento dei pannelli solari come rifiuto? È interessante questa, perché fortunatamente i pannelli solari, uno, si possono riciclare agevolmente, due, fortunatamente non inquinano in modo
drammatico l'ambiente, perché sono inerti, sono fatti sostanzialmente di sabbia, di silicio. San Silicio, San Silicio, esatto. Come li ricorda lei nel libro? San Silicio, invece che di San Gasolio. Di San Gasolio, appunto, sì. Mi scusi, se l'ho interrotta. No, è vero, è così. L'importante è riciclarli, ovviamente, cioè, però per fortuna, anche se dovessero essere abbandonati, mentre le scorie nucleari o una batteria al litio inquina, un pannello solare è come un vetro, non inquina, fortunatamente è inerte. Ecco, c'è Donatella che, non so se ha visto, che dice, lei ha parlato di combustibili fossili, ma molti stati hanno un'economia basata sulla loro produzione e vendita. La loro riduzione porterebbe inevitabilmente questi stati ad una crisi, diciamo, dal punto di vista economico. E che cosa si può fare per affrontare il problema? Che sarebbe poi la transizione ecologica, digitale, energetica, di cui si sta molto parlando. Ecco, penso che la risposta possa essere quella. Ma sì, fondamentalmente è una risposta che si unisce a quella del più potere alle Nazioni Unite. Cioè questi problemi si risolvono se lo facciamo tutti insieme nello stesso, con uno stesso criterio. Se ogni paese va per conto suo, è chiaro che ci saranno sempre. Come ci sono i paradisi fiscali, ci saranno i paradisi dell'inquinamento. Ci saranno paesi che non accetteranno magari le limitazioni delle Nazioni Unite e allora per inquinare, per fare soldi, si andrà in quei paesi lì, come accade già oggi. Trasferiamo delle industrie inquinanti in Asia perché la legislazione è meno rigida e apparentemente qua diventiamo verdi, ma abbiamo solo spostato la fonte dell'inquinamento magari in Cina. Ecco, c'è Elena che dice alcune sostanze utilizzate in sostituzione del FAS, problema che coinvolge molto il Veneto a causa diciamo così, di un'azienda particolare, sono state riscontrate in organismi della laguna di Venezia, i POC, tanto per citare il Veneto. Perché ci si accorge sempre troppo tardi delle conseguenze negative dell'immissione nell'ambiente di nuove sostanze chimiche. Ecco, appunto, allora abbiamo un qualcosa che si chiama FAS che inquina, lo sostituiamo con un'altra cosa che è altrettanto riscontrabile in termini di danni. Ecco, questo è un processo... Sì, dovremmo prendere sempre le misure con una prevenzione e un buon calcolo di costi-benefici. La mia regola è, in genere, possiamo permetterci di fare degli sbagli se questi si possono correggere. Se gli sbagli sono irreversibili bisogna essere estremamente più cauti. Nel caso dei PFAS sono dei composti chimici che hanno una durata così lunga di millenni che praticamente una volta che abbiamo inquinato una falda diventa irreversibile, l'acqua è perduta per migliaia di anni. Allora non possiamo permetterci di sbagliare così. Se invece facciamo un esperimento di un'altra cosa che poi si rivela errata, ma possiamo correggerla, dici vabbè, pazienza, abbiamo avuto un danno, ma questo danno possiamo ripararlo. E c'è una domanda che poi penso venga dal mondo della scuola. Oltre a fisica ed ingegneria, quali altri indirizzi universitari possono contribuire, diciamo così, alla risoluzione di problemi ambientali? Che poi si lega a una domanda specifica che viene da Zoom, dice cosa ci può suggerire come percorsi di studio, cioè se magari mettiamo insieme specificatamente. Ma guardate, allora, intanto possiamo dire che per fortuna tutti i saperi oggi possono contribuire alla soluzione della crisi ambientale, perché avete visto, da un lato ci sono le scienze naturali che studiano il problema, quindi tutte le scienze legate all'ambiente, dalla climatologia, l'oceanografia, la glaciologia, la fisica dell'atmosfera, ma anche la botanica, la zoologia, l'entomologia per tutti i problemi legati alla biodiversità. Quindi vedete quante discipline fanno, possiamo dire, la diagnosi del problema. Poi ci sono tutte le professioni legate alla terapia, alla soluzione del problema. Ho citato fisica e ingegneria elettrica, anche ingegneria civile e architettura per la riqualificazione degli edifici, per l'architettura a basse emissioni, sostenibile. Ma poi ci sono ovviamente tutte le applicazioni, non so, pensate ai rifiuti, a chi lavora nel campo degli imballaggi, cercare di trovare degli imballaggi di plastica riciclabile o biodegradabile. E poi ci sono addirittura le scienze umane. Anche le scienze umane possono contribuire, se le mettiamo nella giusta prospettiva, ovviamente. La giurisprudenza
Non serve soltanto diventare avvocato per poi dirimere le cause tra le persone, ma può servire per fare le nuove leggi ambientali, il diritto internazionale per questi accordi delle Nazioni Unite. Quindi abbiamo bisogno anche di uno sviluppo della legislazione del diritto internazionale che si occupi di ambiente. Oppure, non so, pensate alle discipline come la sociologia, l'antropologia. Non sono quasi mai entrate dentro questi argomenti, però avrebbero da aiutarci. Per esempio, spiegandoci perché l'umanità è così refrattaria a reagire a questo tipo di allarmi. Questi sono problemi di scienze umane, ce lo deve dire la sociologia, ce lo deve dire la psicologia sociale. Sono meccanismi distorti del nostro comportamento che hanno delle discipline che li possono studiare e ci possono aiutare. La filosofia può persino dire qualcosa. Abbiamo bisogno della filosofia per trovare una direzione di marcia del nostro futuro. Perché che cosa ci stiamo a fare su questo pianeta se lo distruggiamo? È una domanda importante. Cosa vogliamo lasciare alle nostre generazioni future? È un principio di etica, l'etica è filosofia. Quindi vedete, io direi che non c'è disciplina, non c'è sapere che non possa essere declinato, visto in funzione della salvezza ambientale. Ci sono altre due domande, sempre tre, anzi specifiche, sulla riduzione dell'inquinamento da parte delle macchine elettriche, che in parte lei ha già risposto perché dipende da come sono fatte e da che cosa sono alimentate. Ma anche a che punto siamo con la conservazione dell'energia rinnovabile in caso non si possa produrre, cioè gli accumulatori. Sugli accumulatori si parla molto. Sì, quello che vi ho detto prima, gli accumulatori li abbiamo, ma costano cari e inquinano. Insomma, le batterie al litio le usiamo per usi molto particolari. Le usiamo perché in questo coso qui che ci portiamo nella tasca non possiamo avere una piccola centrale elettrica, dobbiamo avere una batteria. Le usiamo nella macchina perché fortunatamente le batterie oggi riescono almeno ad alimentare 200-300 km di un viaggio in macchina, ma non possiamo usare le batterie per alimentare un intero paese. Non possiamo alimentare per una settimana, mettiamo che non ci sia il sole, poco vento e abbiamo esaurito l'acqua nelle dighe, cosa facciamo? Una settimana di energia che serve all'Italia nelle batterie non riusciamo, è troppa, avremo bisogno di una quantità di batterie sterminata dai costi e dai rischi ambientali enormi. Dobbiamo trovare delle soluzioni diverse. Queste soluzioni potrebbero essere l'idrogeno. Potrebbero, dico, perché al momento ancora è un po' un argomento da sviluppare da laboratorio. Funziona in piccole quantità, in piccole installazioni. Bisognerebbe farlo diventare un processo industriale ormai senza rischi. Allora, l'idrogeno come può intervenire per accumulare l'energia? Lo fabbrico dall'acqua quando ho esubero di energia. Per esempio, d'estate, pannelli solari che vanno a manetta a mezzogiorno, faccio più energia di quella che mi serve. Produco l'idrogeno con l'elettrolisi dell'acqua e me lo metto da parte. E lì ci sono i problemi. Metterlo da parte è difficile. L'idrogeno è una molecola molto piccola, sfugge dalle guarnizioni, è esplosiva. Bisogna trovare quelle soluzioni ingegneristiche che lo permettano di conservarlo in sicurezza. E poi me lo uso nuovamente per riprodurre energia elettrica quando mi serve, come fosse un serbatoio di gas normale. Però tra il dire e il fare c'è di mezzo che abbiamo bisogno di nuovi giovani ingegneri che studino questi problemi. Quindi, mi scusi, c'è una domanda tra l'altro, gli ibridi, motori ibridi delle auto, ibridi cioè fossile ed elettrico nelle automobili, ecco, non sono un reale cambiamento in sostanza. No, non sono un reale cambiamento, perché il motore ibrido alla fine fa pochi chilometri con la parte elettrica e la maggior parte li fa con il... Sì, io lo sconsiglio. Quindi è un messaggio pubblicitario. Anche perché poi ti porti in giro due motori, due pesi, cioè alla fine è poco efficiente. L'ibrido andava bene 20 anni fa, perché era l'inizio di questo cammino. Oggi è meglio il tutto elettrico, è meglio fare il salto subito sul tutto elettrico.
Oppure piuttosto è meglio rimanere su una piccola macchina diesel o benzina che faccia 20-25 km con un litro, ce ne sono. Cioè anche la scelta di una macchina fossile termica conta, cioè un conto è girare su un grosso SUV che fa 8 km con un litro di gasolio, un conto è girare su una utilitaria che ne fa 25. Un'altra domanda da Ornella: che ne pensa delle nuove tecnologie in agricoltura che prevedono la produzione di ortaggi senza l'impiego di terra, ma solo con lo sviluppo delle verdure con acqua e nutrienti chimici? Sarà davvero il futuro? Punto di No, domanda. come sempre non possiamo mai dire sarà una ricetta assoluta. Magari in qualche condizione potrà essere anche opportuno fare così, ma non è che questo eliminerà la necessità di coltivazione in terra. Il primo limite che vedo di questo metodo è che non si fa mai il bilancio energetico. Cioè a me piacerebbe vedere queste notizie corredate di un numero. Allora, siccome devo fornirla questa acqua, devo fornire un luogo fisico, tipo una serra per ospitare questi ortaggi, li devo spesso illuminare con delle lampade apposta. Qual è il costo energetico di tutta questa infrastruttura? Quell'insalata, rispetto a essere cresciuta fuori illuminata dal sole, è cresciuta in un ambiente di questo genere, quanto mi è costato in termini di emissioni, di kilowattora, di energia, di chimica di sintesi? Se tutti questi dati li conoscessimo, possiamo fare un confronto e dire l'insalata coltivata così conviene oppure no rispetto a quella nel campo. Purtroppo questi dati io non li ho. E allora si vede solo la parte un po' così fantasiosa delle soluzioni. Ci sono tantissime soluzioni che sono sempre belle sulla carta. Ve ne cito una di cui pian piano si comincia a parlare. Molti dicono, e visto che non riusciamo a diminuire i nostri consumi, impariamo a tirar via la CO2 dall'atmosfera, visto che ce l'abbiamo messa noi, possiamo inventare delle macchine che la riprendono e la rimettono sottoterra come gas compresso chiuso in giacimenti esauriti di gas. Dico bene, certo, si può fare e si fa già, ma voglio sempre vedere il processo completo. Siccome non ci va da sola la CO2 sottoterra, la devo prendere, estrarre, comprimere, pompare in profondità e tutto questo usa dell'altra energia. Qual è il bilancio? Come si dice, rischia di costare di più la salsa del pesce. L'ultima domanda che sta da lotteria. Cosa ne pensa il dottor Mercalli dei piani e degli investimenti contenuti nel Recovery Fund italiano? Ammesso che lei lo sappia, io aggiungo, perché credo che sia non tanto noto questo Sì, contenuto del Recovery Fund. è, Comunque, è poco noto, anch'io ho difficoltà. Allora, vi posso però dire questo. L'Unione Europea ha detto che il 37% almeno del Recovery Fund va speso in progetti di sostenibilità ambientale. Quindi questo è il primo numero. Mi piacerebbe vedere se di questi miliardi almeno il 37% sono dedicati ai problemi di cui abbiamo parlato. Se anche fosse così sarebbe ancora poco, perché vuol dire che dall'altra parte c'è ancora il 63% dedicato a un'economia, possiamo dire, sporca. Forse doveva essere il contrario. Dovevamo mettere una percentuale ancora maggiore sulla soluzione dei problemi ambientali e toglierne a un'economia tradizionale che invece questi problemi li crea. E il terzo elemento è che anche quando vengano annunciati sulla carta questi numeri, poi bisogna vedere se in realtà lo sono veramente, perché si fa in fretta a mettere un'etichetta verde alle cose. Io vedo tantissime proposte che poi diventano verdi solo perché gliel'abbiamo scritto, ci abbiamo messo eco davanti, green, però poi dopo, vi ripeto, la sostenibilità si fa con i numeri. I numeri sono tonnellate di CO2 risparmiate, kilowattora di energia rinnovabile prodotta, ettari di suolo cementificato. Poi lo misuriamo con queste cose qui, se la realtà sono veramente verdi o no. ecco, un'ultima domanda. Ecco, volevo anche premettere questo, adesso sono le 11:20. Diciamo che io ho un'altra domanda da farle, poi vorrei che lei, se vuole, se desidera, se ritiene opportuno, tirare delle conclusioni, in modo tale da finire così alle 11:30, lasciare così Sì, certo. libere, diciamo così, le nostre scolaresche, quelle perlomeno per quanto riguarda quella componente dei nostri partecipanti.
Marco ci chiede: il costo di tutte queste innovazioni non pensate sia inaccessibile per la maggior parte dei cittadini, vista la media degli stipendi è molto al di sotto dei costi delle nuove tecnologie? Valentina ci chiede ancora. No, un momento, una per volta, perché se no non riesco, mi devo concentrare. Questa è una domanda importante. Allora, prima di tutto abbiamo visto che alcune cose si possono fare a costo zero, anzi ci fanno risparmiare. Io vi ho detto, i 4 pilastri sono la casa e il risparmio energetico e le energie rinnovabili. Scusate, ma con l'ecobonus del 110% non abbiamo più scuse. E poi ci fanno comunque risparmiare. Nel momento in cui faccio l'isolamento termico è vero che ho bisogno di un po' di soldi, ma poi negli anni dopo spendo meno di bolletta, li ho recuperati tutti, oltre ad aver fatto un favore all'ambiente. Quindi mi sembra un pochino una scusa quella di dire: ah, non ho i soldi per fare la ristrutturazione della casa, però mi compro magari a rate un bel SUV per farlo vedere al bar, perché poi spesso vai a grattare molte situazioni di indigenza, chissà come, hanno poi debiti enormi per fare delle cose stupide e non permettere magari l'isolamento termico nelle proprie finestre. E inoltre c'è sempre poi il tema politico. Chi non può deve essere aiutato. Questo c'è nel Green Deal europeo. Nel Green Deal europeo c'è anche scritto non lasciare indietro nessuno. Bene, allora facciamo in modo che di questi recovery fund ne vengono investiti di più anche per rendere accessibili a tutti i cittadini queste scelte. Quando vi ho detto mangiamo meno carne, è un problema di indigenza? Ma semmai la carne è uno dei cibi che costa più caro in assoluto, quindi se ne mangi un po' di meno non hai fatto altro che risparmiare. E allora mi sembra che anche questa sia una falsa scusa. Quando diciamo facciamo durare di più i prodotti e non corriamo dietro alle mode, è un problema di indigenza? No. Guardate, questo Papillon ha 10 anni. Io non è che lo butto via per andarne a comprare uno nuovo di moda perché mi hanno detto che questo non va più di moda. La userò finché va a pezzi. Quando sarà consumato, mio malgrado, lo cambierò. Allora, anche nella nostra vita, quante scelte delle famiglie sono fatte per star dietro così a delle convenzioni sociali? E molto spesso possiamo risparmiare molti soldi anche. Invece di fare il viaggio esotico, lo facciamo a casa nostra, che abbiamo un sacco di cose da conoscere che non conosciamo. Invece di comprare i vestiti nuovi ogni 6 mesi e buttare via quelli che ancora vanno bene, ce li teniamo per vari anni. Quindi io dico che alla fine la sostenibilità su alcune cose ha bisogno di un minimo di lancio, perché ristrutturare la casa effettivamente c'è qualcuno che mi potrebbe anche dire: ma io non ho la casa, sono in affitto, in una situazione critica, e allora lì posso dire altro che mettere i pannelli solari. Magari quello deve pensarci però il tuo proprietario, obbligato dalla politica. E il proprietario della casa a questo punto che la deve ristrutturare e mettere i pannelli fotovoltaici sul tetto, non l'affittuario. Ma tutte le altre cose le potete fare tutti. Fare la raccolta differenziata non ha niente a che vedere con le possibilità economiche delle persone. Mi sembra che si cerchino troppo spesso degli alibi per queste cose qui. Il suo Papillon ha sollecitato una domanda di Daniela e dice: vorrei sapere qualcosa sull'impatto inquinante dei tessuti sintetici. È stato il suo Papillon. Allora, non è sintetico, questo deve essere di seta. Perfetto. Comunque sia, i tessuti sintetici purtroppo inquinano soprattutto a causa delle microplastiche, cioè il pile, il classico tessuto sintetico di poliestere, è fatto di fibre molto piccole che poi quando lo laviamo nelle lavatrici o anche usandoli quotidianamente si frantumano in piccolissimi frammenti invisibili. Questi poi vanno persi nelle acque, nelle fognature, arrivano in mare e fanno il solito percorso che abbiamo detto prima, cioè i pesci se le mangiano e poi ce li mangeremo anche noi. È un problema grosso, al quale anche io non saprei darvi la soluzione, se non usarne il meno possibile, cercare di usare dei tessuti di fibre naturali perché almeno sono biodegradabili. Anche la lana, anche il cotone si frantumano in microparticelle, ma quelle vengono poi degradate dai batteri, dai funghi nel ciclo naturale.
Insomma, c'è Adriano che ci dice, insomma, ma quale modo il cittadino, lei in parte ha già risposto, in quale modo il cittadino, noi tutti, insomma, possiamo condizionare realmente la politica, che ha il potere decisionale, in modo che prenda seriamente e realmente in considerazione l'ambiente come priorità sociale? Questa è la domanda a cui lei ha già risposto, ma se In vuole... parte sì, possiamo farlo nei paesi democratici, ovviamente scegliendo di mandare i nostri rappresentanti al governo con programmi che mettano in primo piano il tema ambientale. Io finora non lo vedo quasi mai in primo piano nei programmi politici, quindi questo è già un tema. Vi ho già detto, se il partito che propone questi nuovi modelli non c'è, bisogna farselo. Il secondo elemento è agire nella politica locale, cioè quando parliamo del capannone o dell'autostrada o dello sviluppo del piano urbanistico di un piccolo paese, possiamo già agire con i nostri rappresentanti locali, con il sindaco che magari conosciamo di persona, è una persona che in un piccolo paese incontriamo per strada. Ecco, lì possiamo cercare di fare dei comitati che sensibilizzino gli amministratori a prendere le giuste decisioni. Io combatto ogni giorno contro la cementificazione del territorio italiano e la gente mi scrive delle mail molto disperate perché vedono purtroppo ogni giorno cementificare il nostro povero territorio per delle scelte economiche discutibili. Allora, dottor Mercalli, prima che lei prenda le sue decisioni conclusive, le sue conclusioni, dove magari, se sarà opportuno, ci potrà indicare i siti, i link, i libri, eccetera. Io le volevo chiedere una curiosità, volevo che mi raccontasse, o che raccontasse a tutti noi partecipanti, sempre traendo dal libro Salire in montagna, cos'è la carta di Vazon, non so se dica così, e poi il manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della montagna, dove qua rientrano anche le organizzazioni locali, le comunali. Sì. Ecco, vorrei che anche qua... Ecco, allora, magari, la mia borgata si chiama Vason, nel comune di Ulx, in Alta Valle di Susa. È una borgata di case vecchie che stavano cadendo un po' a pezzi e che adesso pian piano si stanno ristrutturando con quei criteri, tra l'altro, di sostenibilità. Però si possono fare dei drammatici errori quando si ristruttura male. Si può imbruttire il nostro territorio, lo si può rovinare. Purtroppo è stato fatto molte volte con i materiali sbagliati, con un'architettura predatoria, con la cementificazione, con la plastica. E allora comprometteremo il nostro territorio anche all'uso turistico. E non dimentichiamo che Covid a parte, ma l'Italia ha una importante attrazione turistica internazionale. Quindi la carta di Vazon semplicemente è il mio elenco di cose che non bisogna fare e che bisognerebbe invece fare per ristrutturare bene le nostre borgate abbandonate, cercando di recuperarle nel modo migliore possibile, senza fare dei ecomostri. Ho visto la domanda sugli ecomostri. Purtroppo gli ecomostri li costruiamo talora noi stessi, quindi cerchiamo di non farlo fin dall'inizio. L'altro documento è il manifesto di Camaldoli. Camaldoli è nell'Appennino toscano, è un eremo ed è stato scelto simbolicamente come centro della montagna italiana, un po' equidistante tra il sud e le Alpi. Lì si sono riuniti una serie di studiosi dei problemi geografici e territoriali del nostro paese e hanno redatto una bella carta di intenti per recuperare le aree interne dell'Italia. L'Italia ha più del 70% di territorio montano e collinare. Eppure tutti parliamo sempre delle città. I nostri telegiornali parlano solo di Roma, di Milano, di Bologna, di Napoli. Ma insomma, perché non parliamo anche dei piccoli centri dell'Appennino, delle Alpi, dove si fa una vita spesso di migliore qualità ambientale? L'aria è più pulita, abbiamo un ambiente più bello, ma sono un po' abbandonati a se stessi. Sono spopolati, abitati magari soltanto da anziani, le case crollano, non ci sono servizi, chiude la scuola, chiude l'ASL. E allora c'è nel manifesto un invito a recuperare questa importante parte del nostro territorio nazionale, che può anche darci una mano per i problemi ambientali e climatici, perché si fa manutenzione del territorio, non costruire cose nuove, manutenzione di quello che c'è. Evita
resa possibile proprio dalle nuove tecnologie. Possiamo vivere e lavorare oggi anche lontano dalle città. Grazie, questo è un bel monito, insomma, visto che Piazzola su Brenta non è proprio un borgo sperduto nelle montagne, non proprio direi. Ma le montagne sono vicinissime, le montagne a Piazzola esatto, sono esatto, vicinissime, sì. abbiamo E non... tutta il Bellunese, abbiamo le Prealpi, abbiamo Asiago, sono tutte montagne che possono offrire tante chance anche ai giovani di recuperare l'agricoltura locale, di recuperare mestieri che si sono andati perdendo, artigianato locale, tutte queste cose oggi in montagna, secondo me, si possono fare e si può vivere meglio che in città. Quindi se lei ha dei link, se abbiamo sempre, ovviamente avendo a che fare con molti studenti, sicuramente ci stanno chiedendo, ci chiederanno, si chiederanno come approfondire, come conoscere, se ha dei link, se ha della bibliografia da suggerire. L'ho già fatto, la mia bibliografia sono i miei libri, punto. Partite da lì. Partite da lì perché lì dentro c'è il suggerimento di molti altri libri che non riesco adesso a farvi un riassunto in pochi minuti. Certo. In parte li avete già visti. Tutti i rapporti delle Nazioni Unite che io vi ho elencato si trovano su internet. Quindi basta cercare ambiente, Nazioni Unite o Unione Europea, Green Deal, e da lì trovate già un sacco di materiale su internet. Se poi volete approfondire, partite dai libri e dentro c'è la bibliografia e vi si apre uno sterminio di suggerimenti. Bene, diciamo che la nostra chiacchierata di stamane va verso la sua naturale conclusione. Io le do appuntamento nel 2023, se lei ritiene che i 2 anni, il biennio sia... Per fare il nostro tagliando e bilancio intermedio. Speriamo che nel 2023 tutte queste cose finalmente siano partite, cioè che il Green Deal sia veramente dalla carta, si trasformi ai fatti. Volevo ancora ringraziare tutti quelli che ci hanno posto le domande a cui non sono riuscito a rispondere. Io le ho lette, tantissime, belle, intelligenti, in parte ne abbiamo risposto rispondendone ad altre o nella presentazione. Alcune sono rimaste in sospeso. Bene, l'importante è che ci siano le domande. Ora cercate anche voi le risposte. Bene, questa mi sembra un'ottima considerazione, soprattutto ringrazio gli istituti superiori, Rolando in particolare, non solo comunque, e Rolando della Piazzola, che si sono con noi collegati, che finora sono in collegamento. Ovviamente ringrazio lei che ancora una volta è sempre stato così ad aiutarci ad entrare in queste problematiche. Ringrazio Maurizio per la regia, Martina e Irene per l'organizzazione, perché senza la loro organizzazione noi due e tutti gli altri non avremmo avuto modo di partecipare. Do appuntamento al 2023 a lei, ma do appuntamento anche la prossima settimana e tutte le settimane a venire per i nostri eventi, le nostre occasioni che offriamo come Fondazione Ghirardi. Detto questo, io ringrazio e auguro a tutti un buon weekend in modo tale che abbiamo modo e tempo per riflettere su questi temi. Grazie a tutti voi. Grazie. Buongiorno a tutti, arrivederci. Grazie.